Amici di Sportisili, amici di Localcio, ben trovati con un nuovo appuntamento, appunto targato Localcio, qualche minutino di ritardo, però ci siamo per parlare del calcio dilettantistico ai suoi massimi livelli, sia siciliano applicato alla Serie D con le consuete 12 squadre, ma anche ovviamente con i campionati di eccellenza e promozione di cui ci occuperemo più avanti. Intanto, come di consueto, partiamo con la Serie D, che ieri ha visto la scrittura di un'altra pagina del suo romanzo. Prima di entrare nel vivo, però, consueto giro, consueto invito a seguirci sui nostri profili social, non soltanto su Facebook e non soltanto su YouTube, dove potete vedere e in tal caso in futuro anche rivedere questa e tutte le altre puntate di Localcio, ma anche su Instagram, su X, su TikTok e ultimo, ma non ultimo, sul nostro sito www.sportisili.it. Come di consueto saluto e ringrazio Salvo Geraci in regia e lo invito, come sempre, a iniziare la puntata con i risultati della 25esima giornata del girone I di Serie D, partendo da Castrum Favara San Biase 1-2, Acireale Siracusa 2-1, Regina Enna 3-0, Scafatese Vibonese 2-0, Città di Santa Catalicata 1-1, Locri Pompei 0-1, stesso risultato per Nuove Virtus e Paternò, 3-0 del Ragusa sull'Agragas e infine nell'ultimo derby siciliano di giornata erano ben 4 in questo turno, anzi 5 in questo turno, 1-1 tra San Cataldese e Nissa, il tutto per una classifica che vede sempre il Siracusa in testa, sempre con 57 punti. La novità è l'ascesa a -3 della Regina, che sale a quota 54, poi Scafatese a 51, Sambiase 49, Vibonese 45, Igia Virtus e Nissa 36, Paternò 34, Ragusa 32, Castrum Favara 30, Pompei 28, Enna 27, Acireale 26, San Cataldese 24, Locri 23, Città di Sant'Agata 22, Licata 20, chiude desolatamente all'ultimo posto, sempre a 14 punti. L'Acragas è rientrato un po' il caso relativo al gigante, almeno per quanto riguarda il comparto tecnico. C'è ancora in panchina mister Giancarlo Favarin, non se ne sono andati i giocatori, anche se su uno dei giocatori, ovvero Simone Lofaso, c'è stato un po' di chiacchiericcio, visto che è stato selezionato per la squadra di Kings League dei Boomers, quella per capirci presieduta da Fedez, ma non è di questo che vogliamo parlarvi della sconfitta del Siracusa, che torna dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi, torna a perdere, lo fa tra altre cose su un campo insospettabile come quello della Cireale, dove torna a segnare il bomber Benjamin Mokulu. E allora, con le immagini targate Tris Siracusa, andiamo a vedere cosa è successo allo stadio della Cireale, dove gli acesi hanno avuto la meglio sulla capolista. Vediamo. Dopo 6 vittorie consecutive il Siracusa cade malamente ad Acireale per 2-1. Turati propone dall'inizio a quadro il luogo di Candiano, cambiando la formazione che nelle ultime 3 giornate era praticamente rimasta la stessa. Buono però l'inizio degli azzurri, al quarto d'ora Alma mette in mezzo un pallone importante con la sfera però che si perde in calcio d'angolo. Al 17° proprio Alma viene pescato in fuorigioco contestato dall'attaccante niscemese, l'arbitro annulla la rete. La Cireale si fa vedere per la prima volta soltanto al 30° con un tentativo del centrocampista Danfa parato facilmente da Iovino, ma al 34° la squadra di casa passa. A centrocampo perde palla a quadro e allora parte il veloce contropiede Acese che innesca Mokulu davanti a Iovino, prima parata del portiere Retuseo, secondo tentativo vincente perché Pistolesi in scivolata non ci arriva. Immediata è la reazione azzurra, passano solo 5 minuti e da un cross di Alma, una respinta di Zizzani e il colpo di testa vincente di Sus, 1-1. Ma è solo un'illusione, perché al 44° ancora Mokulu riceve palla, si sposta sul suo sinistro e in diagonale trafigge Iovino. Nella ripresa, subito Longo per Di Grazia, ma il cliché non cambia. Al 7° ancora Mokulu lancia Rodio che si accentra, prova il destro a giro, la palla si perde alta.
Ci prova il Siracusa un minuto dopo con un lancio di a quadro per Longo che viene contrastato al momento del tiro e la parata a terra del portiere Zizzania. Turati al 22esimo propone Sarao proprio per a quadro con il modulo iperoffensivo 4-2-4 che procura al 25esimo un passaggio di Maggio per Longo e ancora una volta parato a terra da Zizzania. Al 32esimo ancora Alma per Maggio, il colpo di testa, parata a terra del portiere Acese. Quindi entrano Limonelli e Convitto per Palermo e Alma. Al 40esimo proprio Convitto mette in mezzo, ma Russotto e Maggio non ci arrivano. Al 41esimo viene espulso Sarao per fallo su Marchetti. L'ultimo cambio a Retuseo al 46esimo Di Paolo per Pistolesi. Avviene l'ultimo tentativo azzurro al 48esimo con Limonelli che da fuori ci prova, ma il portiere Zizzania è attento e blocca a terra. A questo punto Siracusa ha +3 nei confronti della Regina che ha battuto 3-0 l'Enna. Domenica prossima Regina a Paternò e Siracusa al De Simone contro la San Cataldo. Rientriamo con la sconfitta del Siracusa dopo una lunga striscia di risultati utili, tra l'altro con in mezzo anche quella che era stata la vittoria nell'ultima partita giocata in trasferta prima di ieri, ovvero sia lo scontro diretto con la Regina. In quel caso ci fu una doppietta di Joaquin Sus, questa volta Mokulu e compagni hanno fatto lo scherzetto alla squadra di Turati che comunque rimane in testa, si è però giocata a metà del suo bonus, per così dire. La formazione aretusea, visto che la Regina non ha fallito l'appuntamento con la possibilità di dimezzare il distacco, ha vinto contro l'Enna, la squadra di mister Bruno Trocini, e si è portata a -3 dalla compagine siciliana che guida la classifica. Passo indietro invece per i gialloverdi guidati da mister Peppe Pagana, i quali continuano a restare nella zona medio-bassa della classifica, fermo restando che, come si dice in questi casi, non sono queste le partite in cui squadre come l'Enna, ma anche come squadre della restante parte della medio-bassa classifica, vanno a fare punti, perché comunque la Regina è lanciatissima e ha ormai dimostrato di aver dimenticato, di aver messo alle spalle il KO del Granillo di 2 settimane fa contro la capolista Siracusa. In tal senso, a proposito della partita di ieri vinta dagli Amaranto contro i gialloverdi ennesi, andiamo a vedere il servizio prodotto dalla Wisport. Con 6 lunghezze di distanza dalla capolista Siracusa, la Regina non può incappare in ulteriori passi falsi. Allo stadio Granillo si gioca la 25esima giornata del girone I di Serie D. Reduci da un poker esterno sul campo delicata, gli Amaranto ospitano la neopromossa Enna. I gialloverdi sono a secco di vittorie da diverse settimane, avendo inanellato 4 pareggi e una sconfitta nelle ultime 5 uscite del torneo. Le formazioni Regina con Lago Nigro, Adejon, Doie, Giulio Dori, Girasole, Porcino, Barillà, Laribi, De Felice, Ragusa e Renelus. Risponde l'Enna con Simeoli, Calombola, Espasa, Demoleon, D'Agata, Moreso, Gio Pedro, Timmoneri, Cristiano, Cicirello e Aperi. Inizia la partita con la prima emozione al quarto di marca gialloverde. Cristiano cerca e trova lo scambio con Aperi, non riesce a impensierire però Lago Nigro. Al quinto Enna, cross di Cristiano per Moreso, girata che finisce oltre la traversa. Buon inizio per i gialloverdi che si confermano in avanti. All'ottavo cross di Aperi, Cicirello controlla la sfera ma sul più bello scivola fallendo una ghiotta occasione. Quindicesimo, la legge della grande squadra, la Regina passa al primo affondo, cross di Giulio Dori, arriva Porcino con un bellissimo colpo di testa a fare 1-0, Regina avanti al Granillo. 38esimo, gli Amaranto sfruttano il momento con Ragusa che cerca ancora Porcino, il mancino viene però controllato da Simeoli. Minuto 41, la Ribbi cerca l'offensiva dal centro-sinistra, lo scambio con Porcino, fa partire un destro clamoroso. Che gol quello di la Ribbi, rivediamo, stop e conclusione praticamente da fermo, esplode un destro violentissimo. Simeoli riesce solo a sporcare la traiettoria, non a evitare la rete del 2-0. Finisce così il primo tempo al Granillo, Regina avanti di 2 reti nei confronti dell'Enna, le reti quelle di Porcino e di Laribbi. Partiamo con il film della ripresa. All'ora di gioco la Regina, rimessa laterale lunga per Cham che prova a fare la sponda su Barillà, prende l'ascensore, colpisce di testa e manda di poco sul fondo.
secondo, minuto 64, entra Nardella per Timoneri, al 78esimo Enna lancia in profondità per Cicirello, il capitano, l'ex Sant'Agata, scappa alla difesa avversaria, si presenta alla conclusione, fa partire un bolide che però non è preciso, minuto 82, entrano Di Piedi e Bamba per Aperi e Cicirello, minuto 83, la Regina rimane in zona offensiva, un cross dalla sinistra dell'ex ACR Messina Ragusa e per Barranco che va a colpire di testa, alza però la mira, minuto 84, ancora un cambio nell'Enna, entra Otero per Calombola, minuto 86, ogni discorso viene chiuso al gol del 3-0, Barilla per Cham, dentro da Barranco e arriva la deviazione, quella del definitivo tris, finisce così infatti alla Granillo, la Regina vince, l'Enna continua a non trovare i 3 punti, finisce 3-0, amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Rientriamo dunque, vittoria importante per la Regina, sconfitta che non dovrebbe lasciare segni pesanti. Io direi a questo punto ne approfittiamo per vedere ancora in sovraimpressione la classifica, proprio per dare per dare contezza di quella che è la situazione nella medio-bassa classifica, anche perché, come potete vedere, la Cireale ha scavalcato Locri e San Cataldese ed è a un punto dalla salvezza diretta, situazione che si è un po' complicata appunto per la San Cataldese che ha pareggiato il derby contro la Nissa, anche il Locri che ha perso in casa contro il Pompei e il Città di Sant'Agata che è stato bloccato sul pareggio dal Licata. Andiamo a vedere quello che è l'ultimo contributo, zone un po' più nobili della classifica, anche se con questa sconfitta interna il Castrum Favara vede avvicinarsi proprio la soglia della zona playout che adesso dista appena 4 punti. La squadra di Infantino, possiamo dire, non fortunatissima a perdere in casa contro un buon Sambiase che ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le occasioni create nel corso della partita e poi uno dei più giovani in campo, tra l'altro subentrato nel secondo tempo, Gino Costanzo, classe 2005, imbrocca al minuto 95 il gol da 3 punti. Andiamo a vedere allora con le immagini prodotte per l'appunto da Sportisili quello che è successo ieri al Broccoleri con la sconfitta del Castrum Favara contro il Sambiase. Il Castrum Favara per sigillare l'obiettivo della salvezza, il Sambiase per cercare di rimanere incollato alle primissime posizioni della classifica. Si può riassumere così la sfida in programma allo stadio Broccoleri di Favara tra i giallo-blu di Infantino e i giallorossi guidati da mister Morelli. Si comincia con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano agli ordini del signor Nicolai Di Pistoia che è l'arbitro della partita e parte forte il Sambiase che qui prova a sfruttare un errore in fase difensiva, ma è bravo Scuffia ad alzare le sue braccia infinite e a salvare sull'incursione da parte della formazione calabrese. Poi primo tentativo della partita per il Castrum Favara con la palla messa in mezzo, l'aggancio, la conclusione tentata da Palma che si spegne lenta tra le braccia di Giuliani. Qui le immagini sul numero 10 giallo-blu, ma attenzione a quello che accade in questa azione spinta sulla sinistra da Maitini, il quale prova a liberarsi di De Mini, in qualche modo ci riesce, poi calcia col destro, batte Scuffia, vantaggio per il Sambiase. Sono passati appena 6 minuti dall'inizio della partita e ci pensa Facundo Maitini a sbloccare il risultato in favore della squadra guidata da Claudio Morelli. Prova a reagire subito il Favara con questa conclusione dalla distanza di Sandro Baglione che sibila leggermente sopra la traversa, poi prova ad accendersi anche la Piana che mette in mezzo il pallone, c'è il controllo e il tiro da parte di Palma che segna, ma a gioco fermo perché il signor Nicolai ha ravvisato una posizione di fuorigioco del numero 10 del Castrum Favara. Poi prova a spingere ancora la Piana, conclusione dalla distanza che si perde al lato abbondantemente, insiste però la squadra di Infantino che cerca di spingere sulla sinistra, conclusione dalla distanza bloccata da Giuliani che calamita il pallone per terra. Ancora attacco vivo per la squadra di casa, la palla allontanata in maniera provvidenziale da Perri sul tentativo di inserimento. Poi su questo calcio d'angolo si chiude il primo tempo con il Sambiase in vantaggio
per una rete a zero, ma inizia sprombattuto il Castrum Favara, conclusione di Baione, la palla che bacia il palo interno e si insacca sull'altro palo e 1-1 meritato. Il pareggio per la squadra di casa con l'ennesimo sigillo di Sandro Baione, il quale ha scaricato veramente un destro potente e angolato. Insiste il Favara che a questo punto la vuole vincere ancora Baione con la parata di Giuliani, che in qualche modo riesce a togliere il pallone dall'angolino basso alla sua destra, poi torna a farsi vedere il Sambiase con questa conclusione dalla distanza bloccata da Scuffia, torna in attacco il Castrum Favara con l'impatto col pallone che non riesce a Nacho Varela sul secondo palo. Torna a farsi viva la squadra di Morelli dall'altra parte, tentativo col sinistro da parte di Zerbo, messo in calcio d'angolo da Scuffia, molto pericoloso anche il Castrum Favara con Camilleri che controlla e calcia, trova la respinta da parte della difesa calabrese, poi pallone allontanato in qualche modo da Umbaka, ancora attacco da sinistra a destra per il Castrum Favara, ancora con Camilleri che se la sposta sul sinistro e pallone messo in calcio d'angolo da Colombatti. Insiste la squadra gialloblu con questa palla messa in mezzo, ancora attacco vivo con il cross, prova ad arrivare Valeria, in qualche modo riesce Giuliani a metterla via, poi l'arbitro fischia, ma attenzione a quello che accade nel recupero, minuto 95 con Costanzo che se la sposta sul destro, va a calciare, batte Scuffia che forse non la vede partire, ma quel che conta di più è che il Sambiase si porta in vantaggio proprio allo scadere con la firma di Gino Costanzo, e dopo questo fallo laterale il signor Nicolai manda tutti negli spogliatoi. Vittoria pesantissima per il Sambiase che rosicchia 3 punti alla capolista Siracusa, si ferma il Castrum Favara. Da Sportiside è tutto, alla prossima. Dunque rientriamo con l'exploit del Sambiase che si va a prendere i 3 punti al Broccoleri. Come di consueto, mentre scorre la classifica, andiamo a vedere il programma della 26esima giornata, turno tutto di domenica, si gioca il 2 marzo con anche in questo caso diversi derby siciliani: Acra Cassacireale, Licata Enna, Nissa, 9 Egea, Virtus e uno senza dubbio dei più importanti, Siracusa San Cataldese. Vedremo quale sarà la reazione della capolista alla sconfitta di ieri. Le altre partite: Pompei Scafatese, Derby Campano, poi Locri Castrum Favara, Paternò Regina, Sambiase Ragusa e Vibonese Sant'Agata. Ricordiamo che tra un paio di settimane la Serie D si fermerà perché si svolgerà la Viareggio Cup e, come ormai da diversi anni, ci sarà una rappresentativa della Serie D, tra altre cose con un rappresentante siciliano, Maggio della Nova Igia Virtus, palermitano, tra l'altro siciliano Doc, giovanissimo, chiamato da mister Giuliano Giannichedda per la competizione che si svolgerà sulla Riviera della Versilia. Quindi preannuncio, già ve lo dico fin d'ora, il 16 marzo non ci sarà il consueto approfondimento sulla Serie D targato Lo Calcio. Non mi resta a questo punto che dare un piccolo break pubblicitario giusto per sistemare un po' la location. È già arrivato e sarà nostro gradito ospite Nando Granata, direttore tecnico dell'Athletic Club Palermo. Con lui parleremo ovviamente di Athletic Club Palermo Gela, ma non solo. Arriverà con qualche minutino di ritardo, già ve lo preannuncio invece, il mio compagno di viaggio Salvorifici, quindi un po' di break e poi torniamo per la seconda parte di Localcio dedicata eccellenza e promozione.
E dunque rientriamo perché, come vi dicevo, sono orfano per il momento del mio compagno di viaggio perché Salvorifici è in arrivo. Mi ho detto sta arrivando. Non entra a seconda ora come a scuola, però sicuramente un pochino di ritardo lo porta. Però adesso sono in più che buona, anzi ottima compagnia perché questa sera abbiamo un rappresentante e che è rappresentante della capolista sempre più solida del campionato di eccellenza Girone A, il direttore tecnico dell'Athletic Club Palermo, Nando Granata. Ben trovato allo calcio. Buonasera a tutti e grazie Francesco per l'invito. Abbiamo inseguiti un po' i tesserati dell'Atletic, però giustamente dopo una grande vittoria, giorno libero, chi torna alle rispettive città natali, naturalmente siamo molto molto ben contenti di avere Nando, col quale tra l'altro possiamo veramente spaziare. Buonissimo conoscitore anche della Serie D, come del resto ne abbiamo parlato anche prima di Serie D, arrivano già i primi messaggi, i primi commenti. Parleremo anche del tema playoff, perché tra altre cose si è parlato tanto di Athletic Gela come partita valida per la vetta, però poteva anche essere quella partita che in base a come sarebbe andata a finire poteva anche muovere qualcosa in chiave playoff. Fatto sta che il Gela ha perso contro l'Athletic, ma la terza e la quarta non hanno vinto, e tra l'altro contro squadre cosiddette pericolanti, perché adesso lo vedremo anche con i risultati. Lo Sciacca ha pareggiato a Castelbuono e il San Giorgio Piana è stato bloccato dall'Ascari Cefalù, mentre ha vinto la Don Carlo Misilmeri, e questo è un tema importante in chiave appunto playoff. Prima di entrare, Nando, nel tema caldo, quello più atteso, ovvero sia il post Athletic Club Palermo Gela, ricoinvolgo Salvo Geraci per mostrare risultati e classifica del campionato di eccellenza Girone A. Ieri si è giocata la giornata numero 23 e i seguenti sono i risultati appunto di questa giornata, partendo dall'anticipo: vittoria della Parmonval 1-0 contro il Casteldarcia, poi Accademia Trapani Marsala 0-0, Athletic Club Palermo Gela 3-1, Città di San Vitolo Capo Partinico Tace 3-2, Don Carlo Misilmeri Castellammare 1-0, San Giorgio Piana Lascari Cefalù e Super Giovane Castelbuono Unitas Sciacca sono terminate come detto 1-1. Poi il caso Folgore Castelvetrano Oratorio Marineo, ne parleremo ovviamente insieme. Ce ne siamo occupati anche su Sportisi, di partita sospesa al minuto 50 sul risultato di 2-0. Vedremo anche quale sarà la decisione del giudice sportivo in merito a questa partita, ma intanto vediamo la classifica con l'Athletic Club Palermo che torna dopo 2 settimane nuovamente a più 4 sul Gela, 56 per i palermitani, 52 per i gelesi, poi Unitas Sciacca a 46, San Giorgio Piana 39, Don Carlo Misilmeri 38, e queste sono le squadre attualmente in lizza per fare i playoff. Poi Parma, Valle Marsala 33, Castellammare Accademia Trapani 30, San Vitolo Capo 26, Super Giovane Castelbuono e Folgore Castelvetrano 24, Partinico Dacia 22, Casteldarcia 21, Oratorio San Ciro e San Giorgio Marino 17, Lascari Cefalù 10 punti, con, come appunto abbiamo accennato prima, Folgore Castelvetrano e Oratorio Marineo per il momento con una partita in meno. Prima di andare a vedere le immagini della vittoria dell'Athletic Club Palermo contro il Gela, voglio chiamare in causa uno di quelli che era in campo, perché tu eri in panchina in casa Athletic. Nando, emozioni, sensazioni, tensione, che partita è stata per voi? Emozioni sicuramente bellissime, importanti perché per la prima volta abbiamo avuto il campo aperto e c'è stato sold out. Quindi vedere alla panchina tutto lo stadio, tutta la tribuna piena è stata sicuramente una bella emozione. La partita è stata una partita strana perché comunque siamo andati in svantaggio dopo 5 minuti. Poi devo dire che dopo i primi 15 minuti, onestamente, noi abbiamo fatto la partita, abbiamo meritato il pareggio a fine primo tempo e poi abbiamo legittimato la vittoria nella ripresa. Loro, a parte una ripartenza con Arcidiacono nel primo tempo sull'1-0, sullo 0-1, non hanno mai impensierito il nostro portiere. È andata bene, siamo contenti, però ancora ci sono sette battaglie, 21 punti a disposizione. Abbiamo un calendario, secondo me, più ostico rispetto a loro perché già a partire da sabato andiamo a Castellammare con una trasferta difficile, dobbiamo affrontare ancora il Misilmeri, il Piana fuori casa. Quindi sì, è una vittoria importante.
siamo a +4, però ancora ci sono 21 punti a disposizione e tutto può succedere. Assolutamente, d'altronde lo diceva anche ieri mister Raciti, tra poco lo sentiremo perché abbiamo anche fatto così un collage delle dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni da Filippo Raciti e da Gaspare Cacciola. Si è parlato di calendario, si è parlato di campionato, finito, non finito. Di questi tempi un anno fa era successo l'opposto, ovvero sia il Favara espugna Caltanissetta, riapre il campionato. In questo caso è arrivata invece la vittoria della squadra prima in classifica, anche in questo caso in casa. E la sensazione è che comunque il campionato sia ancora aperto perché lo dicevamo, lo dicevo prima, lo ribadisco adesso, lo diceva anche ieri, tra l'altro anche Prezzabile nei nostri microfoni, 2 settimane fa l'Athletic Club era +4, ora torna a +4, c'è 2 gare in meno, però è ancora lunga, c'è quasi un quarto di stagione. Assolutamente, come dicevamo prima, ancora ci sono 7 partite, sono tante. Noi dopo Marsala siamo andati a +4, la partita successiva con lo Sciacca abbiamo fatto la prima sconfitta in tutta la stagione, sul campo, in tutta la stagione si può dire. Anche se è stata una sconfitta un po' brutta perché non meritavamo di perdere, abbiamo avuto 7-8 palle gol, compreso il rigore sbagliato, insomma una porta stregata. Doveva andare così, doveva succedere prima o poi. Per fortuna è successo con lo Sciacca, non è successo ieri. Assolutamente sì, tra l'altro sliding doors particolari in queste ultime giornate perché la giornata del +4 è quella in cui sembrava che Athletic sotto a Marsala, Gela in vantaggio col San Giorgio, invece nel giro di pochi minuti ha pareggiato il San Giorgio e l'Athletic ha ribaltato la partita. Settimana successiva l'Athletic perde in casa contro la squadra con la quale non eravate ancora riusciti, forse è l'unica squadra che non siete mai riusciti a battere in tutta la stagione, l'Unitas, e invece il Gela ha espugnato un campo tradizionalmente difficile come il Francolo Monaco. Diamo adesso la parola alle immagini, in questo caso ci siamo serviti, tra virgolette, di quelle prodotte dall'ufficio stampa dell'Athletic Club Palermo, tra l'altro con la voce di una vecchio cuore lo calcio come Andrea Barraco, e quindi andiamo a vedere e a sentire cosa è successo ieri in un Favazza che ribolliva di entusiasmo sia dentro che fuori dalle mura dell'impianto di Terrasini. Andiamo a vedere la vittoria dell'Athletic Club Palermo contro il Genoa. È l'ora del ritorno, è l'ora del coraggio, l'ha detto Checco De Voda a Sanremo, oggi se lo ripetono nelle orecchie, nello spogliatoio i giocatori di Athletic Club Palermo e città di Gela dei mister Cacciola e Filippo Raciti, i mister che si seggono oggi al tavolo dei migliori da pari a pari per scrivere un pezzo di storia, per scrivere qualcosa di importante, sognando, perché no, la poltrona più importante, quella bella, quella comoda della Serie D. Si distanziano l'uno dall'altro un punto. Buonasera e benvenuti al Favazza di Terrasini da Andrea Barraco, la 23esima giornata del girone A di eccellenza. Si affrontano Athletic Club Palermo e Gela per il primato in classifica. Oggi potrebbe voler dire tutto, potrebbe anche voler dire nulla, ma quella di oggi è senza dubbio una partita importantissima. Si affrontano le due formazioni assolutamente migliori di questo girone A per continuità, per qualità, per tecnica, per leadership, per tutto, che chiede ai suoi di mettersi in linea. Tanto pronto alla battuta Privitera. Va Privitera col pallone in area di rigore, che colpo di testa di Agudiak e il pallone che finisce in rete, vantaggio delle città di Gela al quarto minuto di gioco, 1-0, sfruttata alla grande la punizione qui di Privitera, movimento in area di rigore e Agudiak è rimasto da solo. Rilancio lungo di Romano a cercare Micoli, svetta di testa il pallone per Bongiovanni, poi arriva Giuliano, Bongiovanni soffia via il pallone, il tocco per Spinola, bella la palla per Micoli davanti e il tocco Micoli, calcio, il pallone che rimane lì, Valenti blocca il pallone, Sangaré a cercare Spinola di destra, il pallone che passa, mazzata sinistro,
pallone che si perde sul fondo di poco. Pritera apre, bello il pallone a cercare Arcidiacono, Torres lo rincorre, occhio l'1 contro 1, entra, può andare con il destro, ancora una finta, può calciare Romano, blocca il pallone. Romano indietreggia, attende un movimento, va a cercare Salazar, aggancia con il sinistro, cerca la finta, la trova Salazar, avanza con la sua qualità, poi cerca il traversone che diventa un tiro, pallone sul fondo, Valenti era andato indietro fino alla propria rete. Sta di Sangaré e Insidis che non hanno letto bene questa situazione. Romano al rilancio lungo per Spinola, aggancia con il petto, Mazzotto scende un po' da radar del match, Mazzotto da un'occhiata in avanti, Salazar va a proporre con il sinistro, oh che apprezzabile! La rete dell'1-1 al tramonto di questo primo tempo, lo segna Prezzabile con un gol dei suoi, un inserimento da dietro, pallone in rete, 1-1 Alessandro Prezzabile, 1-1. Il secondo tempo, Spinola largo da Salazar, autore dell'assist per il gol di Prezzabile. Salazar vuole 1 contro 1 accanto a Mazzotta, Prezzabile cerca il pallone, arriva dalle parti di Mazzotta, poi Spinola calcia, pallone in rete ma il gioco è fermo per la posizione irregolare di Mazzotta. Prepara il pallone Valenza, probabilmente sarà lui a calciare, doppia scelta qui per l'Athletic. Fischia il direttore di gara, va Spinola, pallone che passa e finisce in rete, passa sotto le braccia di Valenti che forse non l'ha vista nemmeno partire, il gol del vantaggio dell'Athletic, lo segna Lio Spinola. Partita così importante che abbiamo detto è importantissima, vale probabilmente più di 3 punti, ma di sicuro non mette oggi la prova fine al campionato. Che apprezzabile conclusione con il destro di poco alta. Valenza, tocco per Mistretta all'interno della rigore, c'è sul sinistro, Valenti respinge, poi Zappalà, pallone, c'è il contatto, sì, calcio di rigore per il tocco di Zappalà su Mistretta, esultano i tifosi dell'Athletic perché adesso la formazione di mister Filippo Raciti ha un'occasione ghiottissima per portarsi sul +2 quando siamo in pieno recupero al 48esimo di gioco. Micoli contro Valenti. Rincorsa centrale di Micoli, fischia il direttore di gara, parte Micoli, spiazza Valenti e scrive il gol del 3-1 che probabilmente mette il punto esclamativo sulla partita, vantaggio +2 dell'Athletic Club Palermo sul Città di Gela, a segno e il tanche Micoli. Tutto in avanti il Gela, Privitera, attaccato da Prezzabile, pallone in area di rigore, Torres, poi Savasta, Torres con la testa, Torres, ma non c'è più tempo, finisce qui, Athletic Club Palermo contro Città di Gela, vince l'Athletic per 3-1 al termine di una partita molto sofferta, molto bella, tra due grandissime squadre, la decidono Prezzabile, Spinola e il tanque Micoli. E dunque, vittoria per l'Athletic nello scontro diretto contro il Gela, 2 frazioni a specchio dal punto di vista delle marcature, un gol all'inizio e un gol alla fine di entrambi i tempi, possiamo dire un po' di Gela e un po' di Athletic nel primo tempo, poi di fatto, almeno dal punto di vista delle occasioni create, Nando, senza mezzi termini, una squadra sola in campo. Sì, sì, assolutamente. Come ho detto prima, a parte i primi 15 minuti in cui loro hanno avuto il pallino del gioco, facendo anche il gol dopo 5 con Agudiak, onestamente noi abbiamo avuto diverse occasioni già a primo tempo con Mazzotta che ha sfiorato il palo, lo stesso Micoli, poi fortunatamente Alessandro ha fatto un gol importante a fine primo tempo perché secondo me ha cambiato un po' anche l'inerzia della partita.
che se andiamo sotto 1-0 al primo tempo poi si fa dura, invece così siamo andati col morale a 1000 negli spogliatoi e poi nel secondo tempo onestamente non c'è stata storia. Tra l'altro Prezzabile vi sta abituando ai gol pesanti, penso a quello di Marsala, per esempio, per dirne uno, ma sono stati tanti questi gol, insomma, il vostro talismano. Alessandro secondo me per la categoria è il centrocampista più forte negli inserimenti, insieme forse a Mendola del Misilmeri. Lo conosco bene da 5-6 anni perché ho avuto la fortuna di averlo insieme a Umberto a Marsala in D, in cui nell'anno di Under ha fatto 10 gol, l'abbiamo dato alla Vibonese in Serie C e quindi conosco bene Alessandro e per la categoria secondo me è un centrocampista che tutti gli allenatori vorrebbero, specialmente in questa categoria dove i difensori si preoccupano più di marcare gli attaccanti che non gli inserimenti ai centrocampisti. Questo fa la differenza. Ha già fatto 6-7 gol in campionato, segna quanto un attaccante praticamente. Tra l'altro, involontariamente Nando ha citato una frase detta da Tommaso Napoli dopo Misilmeri e Castellammare, che tra l'altro vedremo nel corso della puntata, ha esattamente detto a proposito del fatto che Manfredo e Ie non segnano, segna Mendola, segna Cerniglia, segnano gli altri. I difensori marcano tanto, si occupano tanto degli attaccanti che creano occasioni, ma creano anche spazi per gli attaccanti che però va detto ieri relativamente al tandem titolare hanno segnato entrambi, uno sul rigore, uno su punizione, tra l'altro Spinola ci sta prendendo gusto a segnare su punizione, sempre tornando a quella partita di Marsala che possiamo dirlo ad oggi, quella partita la possiamo considerare forse più di questa di ieri lo spartiacque per il momento di questa stagione. Sì, lì a Marsala devo dire che noi nel secondo tempo no, sullo 0-0 ci siamo allungati tanto e abbiamo subito 2 o 3 ripartenze tra cui il gol di Lettieri. E poi devo dire che gli inserimenti, i cambi hanno fatto la differenza perché comunque sia Spinola che Prezzabile sono subentrati. Entrambi hanno fatto gol. Spinola ha fatto un Eurogol su calcio di punizione, poi Alessandro sugli sviluppi di un calcio d'angolo mi sembra ha fatto gol su Tapin. Però ripeto, Spinola non lo conosciamo, non lo scopriamo di certo oggi, è un calciatore che ha calcato comunque palcoscenici anche di D in piazze importanti come la Torres e quindi per la categoria è sicuramente un calciatore importante e Alessandro, ripeto, in eccellenza è uno dei centrocampisti che fa più gol. Assolutamente sì. Ne approfitto allora per mandare quella che è la seconda clip di serata. Torniamo al Favazza perché alla fine della partita abbiamo sentito sia Filippo Raciti sia Gaspare Cacciola, naturalmente umori diversi, però entrambi, come potremo anche sentire dalle loro parole, entrambi recitano un mantra. Il campionato non è ancora finito. Chi lo dice per tenere sul pezzo i suoi nel caso di Raciti, chi ovviamente nel caso di Cacciola lo dice per mantenere viva la fiammella di speranza, perché comunque 4 punti in 7 giornate non sono un ostacolo così insormontabile da andare a superare. Quindi sentiamo prima Raciti, poi Cacciola. Ma diciamo che era una partita dove si poteva decidere in qualsiasi momento della gara, perché comunque la forza delle due squadre è una forza non indifferente, è una partita dove i nervi, magari qualche episodio poteva fare la differenza e questo comunque è stato così, perché comunque partire all'inizio con l'handicap del gol dopo 3 minuti non è facile, rischi comunque di andare sotto e non saperla gestire per un discorso magari di nervosismo, non per un discorso di organizzazione, ma là siamo stati bravi, nonostante comunque loro è una squadra che nelle ripartenze è la loro diciamo, arma migliore e lì siamo stati bravi a essere equilibrati, siamo stati bravi a stare compatti per tutti i 90 minuti e aspettare l'occasione giusta, perché comunque siamo una squadra che crea tanto, quindi anche in casa stesso comunque ti arriva quella giocata, ti arriva quella palla e da dovevamo essere cinici, come siamo stati a fine primo tempo con il gol di Prezzabile e poi da là comunque abbiamo gestito la gara diversamente, credo che l'abbiamo gestita nel miglior modo possibile, perché nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente, a parte falli laterali, palloni buttati dentro, quindi non abbiamo concesso niente. È una squadra come il Gela, non concedere tantissimo, comunque significa che hai fatto una grande partita. Ma è entrata diversa perché comunque pareggiare nell'ultimo minuto del primo tempo ti permette comunque il secondo tempo di affrontarlo per come voleva affrontare il primo, no? In un discorso di parità, in un discorso di
di atteggiamento, un discorso tattico dove volevamo attirare l'avversario per andarlo a prendere alle spalle, ma passando in svantaggio ovviamente questo non puoi farlo perché loro si sono abbassati, si sono messi compatti e aspettavano magari qualche giocata che noi magari sbagliavamo qualche palla e potevano approfittarne e farci comunque rischiare di prendere il secondo gol, ma là siamo stati bravi e comunque l'atteggiamento del secondo tempo non è cambiato dal primo, è cambiato solo l'inerzia della partita perché comunque l'1-1 e l'1-0 credo che sono due gare totalmente diverse. Anche Flores in settimana ha accusato comunque una botta alla caviglia di domenica scorsa, quindi eravamo in mezzo al campo, un reparto comunque in difficoltà, però credo che la voglia, la fame, la determinazione del gruppo non è indifferente, dall'inizio dell'anno fa la differenza, quindi chi va in campo sa benissimo che deve dare di più rispetto al compagno e credo che su questo i ragazzi si meritano veramente i complimenti perché è un gruppo eccezionale, un gruppo che lavora benissimo, un gruppo che del lavoro e della determinazione, della fame è il loro pregio migliore. Continuare a fare quello che sappiamo fare perché comunque 2 settimane fa eravamo anche a 4 punti, poi vedi la gara interna con lo Sciacca dove credo che sia stata forse la nostra migliore partita di tutto l'anno per occasioni create, per gioco, quindi hai rimesso tutto diciamo, in gioco con un punto, quindi 4 punti vediamo che in questo campionato non sono nulla, dobbiamo continuare, oggi credo che non è il fine del campionato perché l'esultanza a fine partita ci sta perché comunque vuoi non vuoi sono delle gare dove la giochi sui nervi, quindi sai appena fischia l'arbitro la voglia di festeggiare diventa maggiore rispetto magari a stare calmi, però da martedì iniziamo di nuovo perché inizia un altro campionato e onestamente non vogliamo ripetere l'errore che abbiamo fatto con lo Sciacca, ma vogliamo tenere i punti di differenza e vogliamo continuare fino a fine campionato. Quello che abbiamo messo oggi, quello che abbiamo messo tutte le partite, solo una partita è andata male, ripeto, per come è andata male, dobbiamo continuare a lavorare per come abbiamo fatto e anche, secondo me, anche meglio perché poi sai quando magari rischi gare del genere di abbassare la tensione, quando magari una squadra come il Gela che ti sta vicino, che vuole comunque lottare come te fino alla fine, è un po' ferita, poi quando un leone è ferito credo che sia più pericoloso di un leone non ferito, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Nel primo tempo noi siamo partiti fortissimo, abbiamo realizzato la rete dell'1-0, poi l'abbiamo gestita e non c'erano grandissimi avvisagli, loro obiettivamente mettevano molte palle lunghe con Romano, noi nella loro fase di difficoltà secondo me abbiamo avuto 2 o 3 ripartenze dove obiettivamente potevamo fare meglio. Quello che secondo me ci ha tagliato le gambe è stata la rete subita al 49esimo e effettivamente i ragazzi nel primo tempo all'interno dello spogliatoio non sono entrati un po' giù di morale, ho cercato di tirarli su, ma è normale che poi loro hanno realizzato la rete dopo pochi minuti del secondo tempo e sotto l'aspetto mentale è diventata difficile. Poi noi abbiamo provato in tutti i modi di riequilibrare la partita, il rigore del 95esimo, obiettivamente al di là di quello è normale, noi eravamo tutti spinti in avanti, dobbiamo fare i complimenti comunque all'Atletico che ha disputato un'ottima gara. Noi, come avevo detto alla vigilia, probabilmente vinceva chi sbagliava meno, noi abbiamo sbagliato forse un po' troppo per portare a termine un risultato che per come si era messa la partita del primo tempo probabilmente ci poteva anche stare. Ci abbiamo provato, è normale che non mi sembra giusto parlare di chi è entrato, io penso che sia giusto parlare di squadra, noi siamo venuti qua con personalità perché il nostro obiettivo era quello di non fare barricate, ce la siamo giocata a viso aperti, eravamo andati in vantaggio e probabilmente dovevamo gestire meglio alcuni momenti della partita dove richiedeva probabilmente una lettura diversa ed essere più decisi, più cattivi nel provare a chiuderla e sicuramente non commettere delle ingenuità per quelli che poi sono stati i gol dell'Athletic Palermo. Hai detto benissimo, ma gliel'avevo detto anche prima della partita, sicuramente sapevamo dell'importanza della gara, abbiamo parlato di finale, di partita di sfida dalla prima e la seconda, perciò un match come poi è stato una bella partita, ma che in ogni caso non decideva la vittoria del campionato. È normale che la classifica si è delineata perché siamo tornati a -4, ma noi diciamo che la nostra rincorsa deve continuare, dobbiamo guardare il nostro percorso, giocare fino all'ultima partita di campionato e poi se l'Athletic farà più punti di noi faremo i complimenti e un plauso a loro e noi ci andremo a giocare
quello che è la finestra playoff, però sicuramente la squadra è obbligata a non mollare, lo deve fare per una società che chiaramente ha investito tanti soldi, per una tifoseria che oggi è stata esemplare perché anche senza biglietti sono venuti a incitarci fuori dallo stadio, e soprattutto per loro perché sono dei professionisti seri e che ci tengono in modo particolare a questa maglia, perciò da martedì inizieremo a preparare la settimana e le future partite, le restanti 7 sono per noi altre 7 finali. Ma non parlerei di fortuna, io ti ringrazio, però secondo me queste sono partite talmente equilibrate che per i giocatori che sono scesi in campo da entrambe le squadre, magari nel momento decisivo devi colpire. Noi ci abbiamo provato in un paio di ripartenze, probabilmente un pizzico di cattiveria in più, non parlerei di fortuna perché è troppo semplice, parlerei di cattiveria. Dovevamo essere più cattivi nel cercare di chiuderla perché c'erano i presupposti, perché loro si erano allungati, perché loro è una squadra che comunque soffre le ripartenze avversarie, va bene così, insomma ce la siamo giocata, potevamo sicuramente ottenere un risultato positivo, così non è stato, come abbiamo detto prima, da martedì, anche se non... Entriamo con le parole di Filippo Raciti e di Gaspare Cacciola dopo Athletic Club Palermo Gela. Non possiamo fare altrimenti che dedicare inevitabilmente un enorme spazio a questa partita. Nando, ti chiedo, tu che lo hai vissuto per praticamente 100 minuti, perché 6 minuti recupera al primo tempo, altri 5-6 al secondo tempo, quindi più di 100 minuti, hai vissuto Filippo Raciti in panchina. Io personalmente anche tanti e tanti minuti dopo il fischio finale ancora lo vedevo in adrenalina, cioè lo vedevo bello carico. Come l'ha vissuto Sì, questa partita? all'inizio con un po' di tensione, specialmente dopo il gol loro. Poi sul 2-1 e sul 3-1 abbiamo visto due scatti liberatori, forse non faceva uno scatto così da quando giocava a Mai calcio. a livello del tuo scatto dopo il gol di Prezzabile. Là purtroppo ho subito un infortunio, non si sa se è grave o meno, a retto, quindi speriamo bene. Domani faremo tutte le verifiche del caso. Casomai chiediamo a Giovanni Mazzola all'ufficio stampa il bollettino medico su aggiornamenti su Concialdi e anche su Granata. Ecco, io mi soffermo sulla figura di Filippo Raciti perché l'opinione generale, quando è stato annunciato Filippo Raciti, era l'Athletic quest'anno va all-in, perché comunque l'allenatore più vincente della scorsa stagione, ha vinto la Coppa sia regionale che nazionale di eccellenza, ha riportato Paternò in D dopo qualche anno. C'era la sensazione che poi anche l'arrivo dello Zoccolo Duro, Micoli, Sangaré, a dicembre è arrivato anche Romano, Insidis, Romano e così via. Valenca. Valenca, esatto, Valenca, giocatore. Per chi non ha visto giocare Valenca, ragazzi, non vi dico cosa vi perdete ieri. Guerre stellari, Valenca Privitera, e anzi Valenca non era neanche al top perché si è fatto male dopo pochi minuti, un contrasto. Dicevo di Raciti, c'era quella sensazione dal mondo esterno che l'Athletic prendendo Raciti ha detto ok, quest'anno facciamo sul serio, portiamo dentro il meglio che c'è, tra l'altro una mobilitazione non di poco conto perché Filippo Raciti, un po' come doveva essere l'anno scorso strano, arrivava da Catania, doveva stare a Palermo per lo svolgimento degli allenamenti. Da dentro, quello che si respirava, come si percepiva invece quello che si respirava all'esterno, ovvero sia di una società comunque intenzionata a ripartire anche dagli errori dell'anno prima, perché l'anno prima comunque degli errori erano stati fatti anche importanti. Allora, quest'anno il mister ha portato con sé diversi giocatori da Paternò. Abbiamo detto, praticamente l'asse centrale, Romano, Insigne è arrivato a dicembre dopo l'addio di Simone Giuliano, poi il capitano David Valenca e Micoli, e in più c'era Karim Sangaré. Sicuramente si percepiva che la società volesse fare un campionato importante. Le ciliegine, secondo me, di Mazzotta, Crivello e Di Gaudio hanno detto ok, facciamo un campionato per vincere, facciamo un campionato per vincere. Secondo me loro, quando quando annunci questi giocatori vuol dire che vuoi per forza vincere. Poi il Gela sicuramente ha dei giocatori di categoria che hanno quasi sempre vinto, perché comunque Privitera negli ultimi 3 o 4 anni ha sempre vinto il campionato, forse anche di più. Cocimano, Zappalà, Arcidiacono, gli ultimi anni hanno vinto, lo scorso anno Adenna.
2 anni fa Arcidiacono a Siracusa, mi sembra, quindi loro hanno dei giocatori di categoria importanti, a Giarre anche, loro hanno giocatori di categoria importanti, però noi, secondo me, con l'acquisto dei 3 ex pro abbiamo fatto un plus importante, non solo a livello calcistico, ma anche a livello umano ci hanno dato e ci stanno dando tantissimo. E poi c'è da dire una cosa, io adesso provo a spezzare un po' la lancia in favore del Gela. Io li ho visti giocare perché ho commentato la partita della terza giornata contro la Don Carlo Misilmeri. A Misilmeri 1-0 Don Carlo gol di Lavardera dopo un minuto, poi una partita tatticamente Dove si è perfetta. fatto male Si Luca è fatto Ficarotto. male Luca Ficarrotta, che tra l'altro era appunto uno dei big. Noi naturalmente ci auguriamo di rivederlo in campo nella prossima stagione. Eh, Quella era la prima partita di Gaspare Cacciola sulla panchina della Don Carlo Misilmeri. Rivederla dopo 20 giornate, magari ieri non al meglio delle sue capacità, forse ancora più indicativa della forza di questa squadra è stata la partita di ritorno col Misilmeri, tra l'altro commentata proprio da Salvo Geraci che è in regia oggi. Va detto, e qui chiedo un tuo parere, da rivale, da addetto ai lavori, da esperto, insomma, quello che vuoi tu. Va detto che comunque Gaspare Cacciola, al netto di quello che è stato il lavoro sul mercato, perché poi a dicembre è arrivato Giuliano, è arrivato Privitera, Agudia, è arrivato Agudiac, esatto. Cacciola ha fatto un grande lavoro perché si diceva che il grande problema del Gela di Pensabene fossero i carichi di lavoro iniziali, tant'è che ha perso con lo Sciacca in Coppa, ha pareggiato, poi vinto a tavolino a Casteldaccia contro una squadra che era in crisi. Ha ribaltato la squadra come un calzino e comunque l'ha portata a 8 giornate alla fine a giocarsi lo scontro diretto in trasferta, ma con la possibilità di sorpassare. assolutamente. Loro, il Gela all'inizio è partito, si può dire, con un piccolo handicap. Anche in Coppa sono usciti subito con lo Sciacca. In campionato sul campo avevano pareggiato a Casteldaccia, poi avevano perso a Misilmeri. Insomma, avevano steccato qualche partita e quelle partite iniziali ci hanno dato comunque un buon vantaggio. Poi con l'arrivo di Cacciola sicuramente ha migliorato il Gela, indubbiamente, ma si sapeva, nel senso, quando hai calciatori che hanno di categoria, che hanno vinto, abituati a vincere, un allenatore comunque esperto che aveva già vinto a Siracusa, abituato comunque a un gruppo, ad allenare dei gruppi importanti, si sapeva che prima o poi il Gela tornava alla carica. A dicembre ha fatto comunque un mercato importante, ha preso 3 giocatori importanti per la categoria, praticamente l'asse centrale, Giuliano, Privitera e Ivan Agudiak. Però ripeto, noi siamo stati bravi finora a mantenere comunque un distacco, siamo stati fin dalla prima giornata primi, quindi ancora non abbiamo mollato e spero che non molleremo nelle ultime 7, perché secondo me ieri abbiamo legittimato, nel senso abbiamo legittimato chi è la squadra più forte. Poi magari non si sa chi vincerà, può succedere di tutto nelle ultime 7, però secondo me ieri eh, abbiamo visto chi è la squadra più forte del campionato. E i numeri del resto parlano a supporto di questa tua affermazione. Prima di passare al resto, perché si è giocato un'intera giornata di campionati in eccellenza girondina, ti chiedo un'ultima cosa, ti porto a parlare di quello che è il prossimo turno. Tu lo hai in qualche modo accennato, si gioca a Castellammare, campo non semplice per nessuno, ancor di più mi permetto di dire dopo l'ultima striscia negativa, perché comunque il Castellammare non vince da un mese, anche in casa ha avuto delle difficoltà di passaggio a vuoto, ha avuto un pareggio e una sconfitta nelle ultime 2 partite. Immagino che vi aspettiate una battaglia. Sicuramente Castellammare storicamente è una squadra ostica per la categoria, così come la Parmol, sono tanti anni che fa l'eccellenza. Adesso hanno 30 punti, credo, e a 6 punti alla zona playout, forse 4 perché non si sa ancora il risultato della Folgore, quindi potrebbero diventare 4, quindi devono comunque sono obbligati a fare punti
per mantenere il distacco dai play-out. Noi però non possiamo guardare questo, ma dobbiamo guardare a noi, dobbiamo fare punti e ci proveremo in tutti i modi. Assolutamente sì, sono d'accordo. Io approfitto di alcuni dei messaggi che sono arrivati per ultimi, in particolare Francesco Manzella, tifoso della Don Carlo Misilmeri, direttamente da Enna, che chiede: ciao Francesco, se il campionato di eccellenza A finisse oggi, chi sarebbero le squadre a fare i playoff? Io qui la sparo grossa perché magari per una questione di distacchi magari mi sbaglio. Credo che attualmente con Gela 52, Unitas 46 e San Giorgio Piana 39 credo che siano Gela e Sciacca a fare direttamente e Eh, quindi o Gela rientrano farebbe la finale, semifinale Sciacca. Sciacca Piana. Esatto, sì. Sciacca Piana con naturalmente lo Sciacca Ad oggi sì. che avrebbe il fattore campo e quindi 2 risultati su 3 nei 120 minuti. E approfitto anche del saluto di Salvatore Sannasardo che ci saluta, il papà del buon centrocampista della Don Carlo Misilmeri, per lanciare l'altro servizio dedicato all'eccellenza Girone A. Abbiamo parlato di Castellammare, allora per i tifosi dell'Athletic Club Palermo in ascolto potete andare a vedere gli highlights del prossimo avversario della capolista, ovvero il Castellammare, che ha perso 1-0 con la Don Carlo Misilmeri. Mi dice di no Salvo Geraci perché ci sono allora gli highlights dello Sciacca. Bravo Salvo Geraci. Tifosi dell'Atletico Club Palermo, non ci sono gli highlights del Castellammare, li trovate ovviamente sul canale YouTube. È l'assenza di Salvo Rifici che mi rende, è come se tagli i capelli a Sansone, mi rende più debole. Andiamo a vedere invece la terza forza del campionato, che ieri ha rischiato grosso contro la Super Giovane Castelbuono che però rinnova la sua tradizione di non sapere gestire i vantaggi. Ancora una volta la squadra di Vittorietti viene rimontata, squadra falcidiata da infortuni, gente con la febbre, eccetera, eccetera, però pareggio di lusso contro l'Unitas Sciacca, che ricordo dopodomani scoprirà il suo avversario ai quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza. Vediamo. Amici di Sportissili, ciao, da Salvo Geraci siamo live dal Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e Super Giovane Castelbuono, Unitas Sciacca, giornata numero 23 del girone A di eccellenza siciliana, con Margaritini a servire dietro, cross in mezzo, leggermente sporcato, non la prende nessuno, il tiro di Galfano che non c'è, Margaritini, Fricano, sguardo verso la porta, in curva questo pallone, ma occasione interessante. E qui Margaritini in aria, quasi fallo di Salvadori, pallone per Fricano, calcia male. Ronde fa correre Presti Giacomo, il cross in mezzo, la Bardera! Grande cross, grande gol per la Super Giovane Castelbuono con Claudio Lavardera, 1-0 per Di Mercurio che sale palla al piede, riesce a girare per Fricano, da uno sguardo in mezzo, il cross verso Galfano, il tacco in mezzo, spettacolare, ancora Galfano, prova il cross, Mané, Fricano, Galfano quasi ad allargare per Triolo, adesso sì che c'è il pallone per lui, Galfano fino in fondo, scivolata di Pennisi, restando lì a terra, ancora Galfano, tacco, fortunato, Triolo in mezzo, Cari quasi di testa Fricano, non riesce la sponda, scivola Salvadori, allora Genco, largo per Galfano, mette in mezzo, si coordina Camara, finisce fuori, pallone allargato per il cross di Caternicchia, di testa allontana la Super Giovane, poi il tiro di Fricano che becca la testa di Cari, Caternicchia allarga per Galfano, va al cross dentro, di testa Gueye, alto, Genco allarga, c'è Camara, va al volo, fuori, parte la battuta in mezzo, colpo di testa, fuori di Gueye, Graci, altra corsa, altro cross di testa,
Gueye, poi Galfano sulla linea. Galfano non calcia, ci pensa Dzeko a pareggiarla. Il gol di Aldo Dzeko, 1-1. Lo Sciacca ce l'ha fatta a pareggiare questa partita. Dzeko allarga la camera per pochissimo. Ci sta arrivando Prestigia come il pallone in mezzo. Dzeko! Campodonico non la tocca. La versione in mezzo di Cangelosi, Pennisi largo. La curva aspetta. Assieme a tutto il Failla parte Cangelosi, secondo palo. Che va? Allontana. Soluzione morbida verso la Vardera di testa. La va a prendere Di Mercurio, è ufficiale però. L'1-1 tra Super Giovane Castelbuono e Unitas Sciacca. E dunque il pareggio con Aldo Genco, che tra altre cose ha avuto anche la palla gol per andarla a vincere per lo Sciacca, un punto. Faccio la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti: ma questi playoff nel girone ad eccellenza si fanno oppure no? Fra, una bella domanda. Secondo me potrebbe esserci direttamente la finale regionale Gela Sciacca. Dipende anche lo Sciacca come prenderà la prossima partita di Coppa, perché secondo me questo pareggio a Castelbuono è dovuto anche a qualche scoria di Coppa. Dopo 2 battaglie con il Praia Tortora, ci sta. Adesso non si sa chi beccheranno, anche se si presume prenderanno una Aspetta. Barletta, che uno squadrone che ha già vinto con 6 giornate d'anticipo l'Eccellenza Pugliese. Però secondo me riusciranno a agguantare i playoff. Le altre non lo so, non le vedo al momento a livello della seconda e della terza, al momento. Poi magari tra qualche giornata la situazione si ribalta, però al momento la penso così. Tra l'altro in alta classifica non lo avete visto perché abbiamo scelto di mandare Castelbuono Sciacca, ma in alta classifica ieri è stata la sagra del rigore sbagliato, perché ne ha sbagliati 2 la Don Carlo con Cerniglia e con Manfredi. Tra l'altro menzione di merito per Di Paola, che si conferma uno dei migliori portieri della categoria, ma dal dischetto ha sbagliato anche il Piana con Maltese, tra l'altro ex Don Carlo Misilmeri, quindi c'è anche questo filo rosso. Tra l'altro occhio anche al portierino dell'Ascari Cefalù, che è veramente molto molto interessante, uno stangone di 2 metri, veramente bravo, bella pescata da parte della dirigenza dell'Ascari. Eh, ti chiedo a questo punto, mancano 7 giornate alla fine, non parliamo di classifiche, non parliamo di ehm, pronostici, anche se è un mezzo pronostico poi sulla zona salvezza, come facciamo sempre, te lo chiederò. Tu che comunque sei uno dei massimi burattinai del calciomercato, mi piace chiamarvi così perché alla fine muovete i fili, trattative, cifre, anche quando non siete magari con delle squadre, magari date sempre il consiglio, date sempre la dritta giusta ai vostri colleghi, talvolta anche amici che operano in questo settore, in questa categoria. Ti chiedo, in base a quelle che sono state anche le cifre, magari qualche cifra che magari potete sapere, ma anche in base alla resa di giocatori più o meno noti, ti chiedo chi secondo te allo stato attuale nell'eccellenza Girone A è la società che si è mossa meglio sul mercato, non vale dire Athletic Club Palermo. Il San Giorgio Piana, lo dico senza problemi, per me è la squadra che si è mossa meglio. Ha preso dei giocatori per me forti, perché ha preso dai 2002 fortissimi come Miliziano, Chinnici, ragazzi giovani, ma over, giocatori che fino a 1 o 2 stagioni fa erano in Serie D, ma in Serie D importanti, perché se noi pensiamo a Chinnici che era a Catania, ha vinto un campionato con la Gelbison, lo stesso Miliziano c'ha 70 partite con la Vigor Lamezia, hanno preso pure Di Fatta da poco con ex Primera Cosenza, un 2004 molto bravo, Pace un 2001. Per me, a parte l'Athletic, visto che non possiamo automenzionarci, ti dico che il lavoro fatto da Marco Lo Giudice per me è il migliore.
Perfetto, questa è la senti, se Marco Lo Giudice ci sta guardando sicuramente sarà molto, molto contento di questo, così, di questo feedback positivo di Nando Granata. Ti chiedo della lotta salvezza, perché ora agevolati anche dalla classifica, ieri ha leggermente mosso la classifica dell'Ascari, ma come la vedo io è più un punto che fa morale che non un punto che fa sostanza, anche se un punto là sotto va sempre comodo. Attendiamo Folgore Marineo. Ti chiedo sempre con le famose 7 giornate alla fine, tra l'altro sia voi che il Gela siete in parte anche arbitri della lotta salvezza, perché incontrerete sia voi che loro qualche squadra che qualche punticino lo deve ancora fare. Ti chiedo ad oggi chi vedi più traballante, più pericolante nella lotta salvezza. Allora, a parte l'Ascari che comunque ha 7 punti di distanza dal Marineo, devo dire anche il Marineo stesso nelle ultime giornate ha steccato praticamente tutte le partite, ha perso quasi tutte le partite. Il Casteldaccia che ha avuto, da quello che ho visto, dei problemi di campo, anche allenamenti. Li ho visti sabato con la Parma, quella seconda tappa della partita. Non li ho visti benissimo, anche se fino all'ultimo ci hanno provato a pareggiarla. Quindi potrebbero rischiare, secondo me, nelle ultime 4, cioè Partinico, Casteldaccia, Marino e Lascari, sono le più indiziate. Folgore, secondo me, si salverà, anche perché io, per come li ho visti contro di noi, ma anche nelle ultime giornate, l'allenatore che hanno, la squadra che hanno, secondo me non avranno grossi problemi a salvarsi. Il Castelbuono qualche punticino l'ha perso, però secondo me alla fine riusciranno anche loro ad ottenere la salvezza. E questo naturalmente poi lo vedremo nel corso delle settimane. Del resto c'è ancora un bel po' da giocare, 2 mesi di stagione, può succedere letteralmente di tutto. Vado a leggere i risultati e classifica del girone B di eccellenza, poi ho una curiosità a proposito dei 2 gironi, niente di particolarmente approfondito, però una mezza curiosità, ma la voglio dire. Nando, andiamo a vedere i risultati alla 23ª giornata del girone B di eccellenza, con Città di Mister Bianco 4, Real Siracusa Belvedere Modica 2-5, Mesi Atletico Catania Apola 0-1, Leonzio Rosmarino 1-0, Mazzarrone Gioiosa 2-1, Nepros Milazzo 1-1, vittoria di giocare invece domani con Fischio Ionica Leonfortese, per una classifica che vede il Modica al comando, quindi dopo 22 giornate si interrompe il regno del il Milazzo, poi Avola 45, Vittoria 44, Nebros 43, Palazzolo 32, quindi in questo momento playoff a ranghi completi dalla seconda alla quinta, Palazzolo 32, Atletico Catania 31, Gioiosa e Leonzio 30, Tonica 25, 24 con la Leonfortese, Agi Sant'Antonio 21 col Mazzarrone, Real Siracusa ricordo. Ti chiedo, Nando, posto che c'è una bellissima lotta all'asso in testa, perché c'è il Modica di quella vecchia volpe di Pasquale Ferrara che è al comando, ha preso la leadership dopo aver inseguito il Milazzo, che c'è l'Avola, la grande sorpresa, il Vittoria che sicuramente con Terranova risalirà alla china. Ti chiedo, dopo aver parlato della eventuale corsa playoff nel girone A, che ricordiamo ancora una volta del campionato finisse oggi, per chi se lo stesse chiedendo, col Gela già sicuro della finale di girone e lo scontro Unitas Sciacca San Giorgio Piana nella semifinale di girone, ti chiedo, considerando le forze in campo, pensi che dall'altro girone possa eventualmente venire fuori chissà, una papabile finalista per un eventuale, considerando anche quelle che ci sono sopra, perché c'è una Campana sicuramente, forse anche una Pugliese, insomma, squadre di un certo livello, nell'eventualità magari che si ripeta quello che è successo 2 anni fa, ovvero sia una bella finale Siracusa-Enna, in quel caso quest'anno non voglio portare sfiga, ma un'eventuale finale, e non me ne vogliono gli amici di Gela che ci stanno guardando, ma un'eventuale finale Gela. Non può succedere perché il girone A è la vincente dei playoff del girone A. Nei playoff nazionali affronterà in semifinale la squadra del Molise Sì? e poi un'eventuale finale
affronterà la vincente della Puglia e Campania B. Quindi quest'anno c'è la Quindi hanno possibilità. scorporato proprio. Esatto, quindi quest'anno c'è la possibilità, speriamo, che altre due siciliane possano approdare Possano andare, in sì. Serie D. Io ti devo dire che secondo me, con l'arrivo di Nicola Terranova, il Vittoria nei playoff può essere una bella gatta da pelare, sia nella fase regionale che in quella nazionale, se dovessero passare. Posto che comunque il Vittoria è a 6 punti dal Modica, quindi con tanti scontri diretti, perché ci sono 5 squadre in 6 punti, quindi Secondo me il Modica, dopo aver sorpassato il Milazzo, difficilmente adesso perderà punti, conoscendo anche l'allenatore, un allenatore esperto che ha già vinto, perché comunque con l'Igia Virtus ha già vinto, sa come si vince, e quindi non so se perderà più punti, o comunque non so se perderà più la vetta. Il Milazzo io inizio stagione non lo vedevo come una candidata a vincere, la mettevo come terza, quarta nella griglia playoff. Devo dire che il lavoro fatto da Bognanni, poi devo dire che c'hanno un attaccante che è La Spada, che sta facendo un'altra stagione fantastica. Il lavoro fatto da Bognanni è ottimo, e bisognerà vedere con i playoff quello che succederà. Tra l'altro voglio rassicurare i vari Enzo Palmeri, Francesco D'Antoni, che ogni volta commentano quando c'è Salvo seduto là. Arriva, tranquilli che arriva. Comunque, scherzi a parte, tra l'altro a Modica si è ricomposta tu menzionavi di già, si è ricomposta la coppia con i Toyaga, e tra l'altro hanno fatto veramente gli sfracelli. Passiamo alla promozione, scendiamo di categoria. Partiamo con i risultati del girone A. Si è giocata la giornata numero 21 del campionato di promozione. Ricordiamo campionato che si fermerà la settimana prossima per consentire la disputa di 2 delle 4 partite dei quarti di finale di ritorno della Coppa. Tra l'altro una di queste riguarda da vicino una squadra del girone A, ovvero Regina Mundi, che deve andare a cercare di rimontare lo 0-1 contro il Gemini. Ma veniamo a quello che è successo nel weekend. Risultati della 21esima giornata: Cus Palermo Bagheria 0-2, Bagheria 90-011, Margheritese 0-1, Alcamo Aspra 6-0, Fulgatore Sport Palermo 2-0, Mazzara Borgetto Giardinello 2-2, Montelepre Renzolo Piccolo 3-0, Regina Mundi Valderice 5-1, per una classifica che vede il Montelepre ancora al comando con 49 punti, Bagheria 48, Regina Mundi 46, Cus Palermo 38, al limite proprio per fare i playoff al momento il Cus Palermo, fuori abbondantemente c'è un quartetto di squadra a 30 punti al quinto posto, Borgetto Giardinello, Aspra, Alcamo e Fulgatore, 25 punti della Margheritese, 19 quelli di Bagheria 90-011 e Sport Palermo, 17 Mazzara, Valderice 15 e Renzolo Piccolo 11 punti. Facciamo un piccolo punto della situazione, visto che purtroppo questa settimana non abbiamo immagini. È tornata a stravincere la capolista Montelepre, che ha rifilato un netto 3-0 alla Renzolo Piccolo con i gol di Molinini, Castigliolo e Bizzocero, non nel tabellino dei marcatori Pierce, ma a mio parere un caso estemporaneo che questo giocatore non sia andato a segno. Hanno risposto però per le rime Bagheria e Regina Mundi. Il Bagheria ha vinto 2-0 contro il Cus Palermo, doppietta di Raimondo Lucera. A proposito di giocatori fuori categoria, ma dico, lo sappiamo benissimo tutti. Netta la vittoria del Regina Mundi contro il Valderice. È salito sugli scudi una persona che tu conosci bene, che è Giulio Sanseverino, che anche lui che ci fa in promozione. Giulio Sanseverino, ti Per chiedo. motivi personali è dovuto rimanere a Palermo, e quindi si è dovuto tesserare con una squadra appunto del circondario palermitano. Sono felice per lui, ieri ha ritrovato il gol dopo una stagione, perché l'ultimo gol l'ha fatto con l'Agragas nella scorsa stagione, e ha fatto credo una doppietta. Tu E... dice tripletta, però mi fido. No, no, uno l'ha fatto Mercanti, se non sbaglio. E... Quindi io spero comunque... Vabbè, quanti ne ha fatti? Quanti ne ha fatti Sanseverino? Non lo sa neanche Salvo Gerà. Non lo sa neanche Salvo Gerà. È finito il mondo. Scusa, Nando, prosegui. No, comunque Regina Mundi sicuramente è una squadra importantissima per la categoria. Sono diversi calciatori, praticamente quasi tutti ex Athletic, Resuttana San Lorenzo, compreso l'allenatore che la scorsa stagione ha finito l'anno con noi, che è Gabriele Cipolla, un allenatore giovane molto preparato. Io
devo dire loro la prossima partita credo che hanno lo scontro diretto col Sì, Montelepre sì, sì. e da questa partita ne potrebbe giovare la terza incomoda, tra virgolette, anche se per adesso credo che sia seconda. Il Bagheria ha un calendario un po' più agevole e penso che possa spuntarla alla fine. Tra l'altro, come dicevo, ci si ferma e qui Salvo Geraci dà ragione a tutto campo, tripletta per Giulio Sanseverino. 2, 3. Cambia poco. Dicevo, campionato si ferma la prossima settimana, come giustamente diceva Nando Granata, c'è lo scontro diretto domenica 9 marzo al Ribolla tra Regina Mundi e Montelepre, ma prima il Bagheria giocherà col Mazzara e lì si metterà in poltrona, penso, proverà a chiudere. Proverà a fare quello che non ha fatto in alcune partite quest'anno. E questa, secondo me, è stata la grave pecca del Bagheria perché ha perso veramente tanti punti in casa. Per ultimi, quelli della settimana scorsa contro l'Alcamo, contro la Margheritese. Insomma, tante partite in cui il Bagheria non è riuscito a capitalizzare il fattore campo, il fatto di essere comunque più forte dell'avversario di turno. Sembra quasi più difficile a giudicare da quello che è successo nelle ultime partite che il Bagheria chiuda la partita piuttosto che magari vinco, mi metto in poltrona, mi guardo oppure mi vado a vedere la partita a ribolla e sperare. Per esempio, quello che ti chiedo io, considerando che comunque il campionato è lungo e considerando che il Bagheria ha sì un punto di ritardo al Montelepre, ma ne ha solamente 2 di vantaggio da Regina Mundi. Tu, se fossi un tesserato del Bagheria, vincendo contro il Mazzara, 1x o 2 tra Regina Mundi e Montelepre? X, assolutamente X, spero in un pareggio. E poi ci sono altre quattro partite, credo perché la promozione mancano 5 gare. Quindi se fossi un giocatore del Bagheria vinco sabato e poi spero in un X domenica e poi mancano 12 punti. Il Bagheria credo che debba affrontare delle squadre, tra virgolette, alla portata. Sì, come noi abbiamo fatto amichevole col Bagheria ad agosto, anche con Regina Mundi. Però se ti dico la verità, il Bagheria mi ha impressionato tantissimo quando abbiamo fatto amichevole ad agosto. Tra l'altro sono rimasti quasi tutta la squadra è la stessa, perché il tridente è sempre quello, c'è Lucera, Stassi, Giglio, c'è Caracappa, c'è Florio, che per me è un giocatore fuori categoria per la promozione, c'è Aldo Perricone, quindi una squadra importante, così come Regina Mundi. Non conosco il Montelepre, non li ho mai visti, per me è stata una sorpresa. Mi hanno detto che hanno dei 2 o 3 argentini forti, Piero Gatto ha costruito una squadra importante, però devo dire la verità, non conosco come realtà Montelepre e non mi aspettavo che potesse mantenere il passo di Bagheria e Regina Mundi. Tra l'altro, come dicevi tu, c'è molto del glorioso passato dell'Athletic Club Palermo, o per meglio dire Resuttana San Lorenzo, in casa Regina Mundi. E il Bagheria è una squadra che segna tantissimi gol e tra l'altro paradossalmente ne prende pochi perché solitamente le squadre più offensive tendono magari a essere un po' più morbide in fase difensiva. Non dobbiamo sottovalutare a proposito di Regina Mundi il potenziale doppio impegno, perché Regina Mundi è ancora in corsa per la Coppa e va a San Giovanni Gemini, deve recuperare un gol di vantaggio, tra altre cose partita particolare, quella dell'andata giocata a ribolla. Quello che lì ti chiedo, se secondo te a Regina Mundi conviene, è vero che alla fine si è a -3 al primo posto, quindi dire conviene l'una, conviene l'altra, dove tu andresti a far virare magari le maggiori attenzioni, considerando che comunque Regina Mundi ha una rosa abbastanza lunga e può coprire entrambi le competizioni. Premesso che convengono entrambe, E però ti quello sì. dico che la Coppa Italia di promozione, a differenza della Coppa Italia regionale d'eccellenza, ha una valenza maggiore, perché comunque vincendo la Coppa Italia regionale di promozione tu sali di categoria, vai in eccellenza. E dipende chi becchi, ti basta anche andare in finale, come l'anno Esatto, scorso. esatto. Quindi mancando comunque credo poche partite di Coppa, anche se l'andata l'hai persa, io comunque proverei già la prossima settimana a fare il risultato, a ribaltare comunque l'andata col Gemini. Quindi avendo il Regina Mundi una rosa larga, competitiva, lotterei su entrambi i fronti.
Assolutamente, io sono d'accordo, ma anche perché comunque il Regina Mundi è una squadra molto forte, molto Ungheria. Abbiamo scoperto il Montelepre più o meno tutti insieme, perché il Montelepre è squadra che ha dimostrato qualità, c'è il capocannoniere Pierce, c'è Bizzocero che è un giocatore che si sta mettendo in mostra e c'è soprattutto Salvorifici che è arrivato adesso, prendi il microfono, no, puoi attraversare, falla attraversare, no, 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 non fare il vigile, Salvo Geraci fa il vigile, sta dicendo Salvo Geraci che dice al padrone di casa stai fermo, non ti muovere, una cosa vergognosa. Prego, Salve, buonasera, stasera buonasera. le tocca la poltrona Buonasera. centrale. Buonasera. Complimenti per ieri. Grazie. Ancora è lungo. Buonasera. Per Luca, adesso fate il Possiamo fare una cosa? Io adesso faccio lo spettatore. Stiamo parlando di promozione A. bello. Io adesso faccio lo Bella. spettatore. Mi dispiace che questa, diciamo, alternata, non so se sei d'accordo, debba terminare probabilmente o comunque sia decretarsi adesso. Ora si ferma, forse 2 settimane, non sbaglio. Sì. Si ferma. Quindi al ritorno dalla sosta, perché era un duello che io mi stavo godendo, mi ero goduto così come mi stavo godendo, mi sto continuando a godere quello tra Atletic e Gela, perché io penso che lo scontro diretto tra Regina Mundi e Montelepre decida quello che è l'esito del girone A di promozione. Che pensi? Tanto. No, Salva, come dicevo prima a Francesco, secondo me questo scontro diretto può giovare più al Bagheria che alle altre due, che comunque dipende dal risultato che uscirà, vedendo il calendario del Bagheria che gioca tra l'altro in anticipo col Mazzara il giorno prima di sabato, vincendo vanno primi, loro magari sperano in un pareggio che potrebbe capitare comunque tra due squadre forti come Regina Mundi e Montelepre, quindi poi mancherebbero 4 partite, 12 punti e penso che il Bagheria potrebbe farci. E poi la cosa bella, io ho la classifica davanti, dovesse pareggiare per esempio il Bagheria e dovesse vincere Regina Mundi, tutte e tre squadre si troverebbero a 49 punti. Questa sarebbe una cosa spettacolare, forse mai vista prima, a poche giornate dalla fine, diciamo a punteggio pari. La cosa anche diciamo importante, così come abbiamo detto, diciamo una faccia alla medaglia, l'altro risvolto è che se il Montelepre riesce a vincere pure a Palermo contro il Regina Mundi, diciamo sotto questo punto di vista a quel punto veramente non ipotecherebbe tipo quello effettuerà Bravissimo. la prima posizione, perché comunque sia è un punto il vantaggio sul Bagheria e ci sono ancora tante partite da giocare, ma comunque sia darebbe un segnale forte a tutte diciamo alle altre concorrenti, tanto eliminerebbe dalla corsa il Regina Mundi e poi direbbe diciamo indirettamente al Bagheria ok, ma noi siamo pronti, diciamo, non abbiamo nulla di cui temere. Tu a questo punto del campionato, Nando, detto che secondo me anche per te il Montelepre era, diciamo, e adesso è una sorpresa rispetto all'inizio, ma adesso è una realtà. Come la vedi? Secondo te alla fine la spunterà la forza del Bagheria, la forza intesa come organico più largo, qualità più elevata, oppure la freschezza del Montelepre che comunque sia zitto zitto si sta meritando questo primo posto? Guarda, secondo me alla fine se la giocheranno una tra Bagheria e Regina Mundi. Io ho sempre avuto quest'idea. Ok. Cioè il Questa, Montelepre, questa è importante, eh? perché Regina Mundi secondo me potrebbe fare il risultato col Montelepre tra 2 settimane. Dipende anche cosa faranno in Coppa, perché cioè, domenica giocano in Coppa col ritorno col Gemini. Dipende come ne usciranno. Secondo me in casa col Montelepre potrebbero fare risultato e quindi giocarsi le ultime 4 partite testa a testa col Bagheria. In questo caso, secondo te, il fatto che si riposano giova a chi si riposa o è meglio giocare come per esempio giocare appunto in Regina Mundi? Secondo me è meglio giocare. Secondo me è meglio giocare perché non perdi il ritmo partita. Alla fine fa una partita importante di Coppa dove ti giochi tanto perché, come diceva Francesco, la Coppa di promozione ha una valenza maggiore rispetto a quella di eccellenza nella fase regionale perché vincendo la Coppa della promozione regionale sali di categoria, mentre in eccellenza devi poi affrontare la fase nazionale che sono diverse partite.
La cosa positiva è che comunque sia per il Montelepre, noi abbiamo avuto ospite Piero Gatto settimana Sì. scorsa e ci diceva di un Montelepre falcidiato da infortuni, forse questa cosa finalmente per loro li aiuta. Di farli giocare. Invece non so se avete preso l'argomento Aspra. Non ancora. No. Io tra le altre cose invece sai che sono, siccome sono un curiosone io, Sì. come dice un famoso agente immobiliare palermitano, Sì. mi sono andato a guardare la classifica dello scorso anno della promozione Girone A alla 21ª giornata. C'era il San Vito primo, poi c'era la Parmonval seconda a 3 punti e il San Vito Lo Capo terzo a 4 punti, quindi molto simile alla situazione attuale. Sì. In quel caso il San Giorgio è rimasto primo così com'era, e tra l'altro il San Giorgio con tantissimi giocatori che ora giocano a Regina Mundi, penso a Duro per esempio, per dirne uno, Giovenco, che tra le altre cose ribadiamo gli auguri di buona guarigione a Gabriele. Vitale, c'era pure Vitale. Mi sembra di no, No. mi sembra di no. C'era Jack Serio, in attacco c'era Carioto, forse andò Poi via se n'è a andato, sì. dicembre. Maia, c'è. Fea Maia, bravissimo, che ora è in promozione C, se non sbaglio, in promozione D a Niscemi, sì, anche lui si gioca la Coppa. Quindi, per confermare, comunque, anche quando ci fu un paio di anni fa la sfida tra il Resultana e il Casteldacia, forse. Sì. Comunque, tanti campionati, ribadisco quello che ho detto anche le altre volte, la promozione Girone A molto divertente per le lotte di testa. Lotta di testa che, quindi io ne approfitto perché voglio parlare con Nando di questa cosa. C'è stata anche una sorta di querelle con Piero Gatto perché sembra fatta apposta. Settimana scorsa Piero Gatto parlava proprio dell'Aspra, che diciamo, la giornata prima aveva fatto la guerra, sportivamente parlando, al Montelepre rubando un punto sul campo, quindi meritando, non rubando, meritando un punto sul campo, e poi lui ha detto Piero Gatto, spero che anche nelle partite successive l'Aspra riesca a fare questo, anche perché ci sarà Aspra Bagheria, penso che sia la penultima, l'Aspra dovrà incontrare il Bagheria e non lo incontra nelle stesse condizioni con le quali ha incontrato il Montelepre, quindi poi infatti ora Piero Gatto ho visto sui social si è scatenato, che io lo posso pure capire onestamente. Quindi io ti voglio chiedere, da uomo dirigente, da uomo di sport quale sei, è normale, cioè come vuoi giustificare una presa di posizione come quella che ha fatto l'Aspra, ovvero quella di mandare una comunicazione ai propri tesserati, come a dire gennaio l'avete fatto ok, da febbraio in poi siete liberi di fare quello che volete, se volete rimanere questa è la situazione, altrimenti andate via. Chiaramente sono tutti via, sono rimasti solo gli under. Io, senza andare oltre perché non sappiamo le dinamiche interne, cosa vuoi dire a un certo punto della stagione? Guarda, io non sapevo quello che era successo, mi sono fatto raccontare da Francesco dietro le quinte un po' quello che era accaduto. Sicuramente sono fatti che falsano un po' il campionato, perché se la settimana prima giochi con la squadra al completo, quasi al completo, comunque con tanti over, e poi ieri ti presenti con la formazione juniores, sicuramente tanto bello non è. La società ha preso questa posizione, non so, forse stanno avendo qualche problema, questo non lo posso sapere. Però se ieri hanno giocato con la Juniores, io penso che continueranno da qui alla fine a giocare con la Juniores. Quindi sicuramente ci sarà un altro campionato, cioè l'Aspra andrà in campo con i ragazzini e magari chi gioca contro l'Aspra sulla carta avrà vita facile. Sicuramente il Bagheria è avvantaggiato da questo se dovesse giocarci contro queste ultime 4-5 partite. Purtroppo è una cosa che solitamente vedevamo dall'altra parte della Sicilia, Francesco, e noi ogni volta, ogni stagione, anche per sdrammatizzare, per fare qualche battuta, parlavamo del caso Atletico Catania per gli anni scorsi, non è quest'anno fortunatamente no, ma a me dispiace che anche una squadra, tra l'altro molto vicina a noi, debba ridursi al 20 febbraio a dire non abbiamo più modo di continuare, ma anche per quei giocatori, Nando, perché una cosa è una questione di 20 giorni, perché fino al 31 gennaio avevi la possibilità di permettere la rescissione ai propri giocatori per dire ragazzi, lascia stare anche a dicembre. Se tu non hai una visione a medio e lungo termine, perché uno può dire vabbè fino a dicembre eri in lotta playoff, ho capito, ma se tu ci sta che tu non riesci a ottenere il tuo risultato stagionale, a quel punto che fai? Molli? No. Cerchi di mantenere la categoria, ma mantieni soprattutto gli impegni presi con sponsor, dei giocatori,
famiglie, perché c'è gente con famiglie che era sicuro che a fine stagione avrebbe guadagnato 8 euro, invece ora è dimezzato, non li ha completamente. Quindi questa è una mancanza di, anche io posso dire, lo dico, mi dispiace perché dall'altra parte ci sono tanti amici, è una mancanza di serietà nei confronti di almeno 30-40 persone, 30 persone tesserate, più tutti quelli che sono alle spalle, come figli, madri, padri, mogli. E questa cosa io non può passare inosservata, perché non è giusto. Perché io ho sentito persone con le quali io sono in rapporti anche perché sono giocatori che hanno giocato con me, che mi dicono io sono in difficoltà, non so più che fare. Gente che ha figli piccoli, gente che ha famiglie da campare, non è giusto così. Guarda, io se ti ricordi quando abbiamo quest'estate deciso di riprendere con lo calcio, noi ci siamo posti l'impegno di dire riprendiamo lo calcio, torniamo a dire le cose come stanno. Ognuno di noi presenti, anche salvo che in regia, abbiamo amici, abbiamo comunque contatti, conoscenze con veramente il 100% almeno per quanto riguarda questo versante della Sicilia. Io penso che vadano dette le cose come stanno. È una grandissima mancanza nei confronti dei tuoi tesserati, ma anche nei confronti del resto del campionato, perché adesso può arrivare Piero Gatto, Peppe Guida, Cipolla, Prestigiacomo, i giocatori del Regina Mundi, i giocatori ma anche per quanto riguarda le squadre che lottano per salvarsi, perché comunque giù c'è una bella lotta. E dire, scusate, ma questo teatrino a cosa sta servendo? Tra altre cose, purtroppo, perché poi nel calcio avere la memoria lunga, alla lunga, scusando il gioco di parole, torna sempre utile. Anche l'anno scorso l'Aspra non ha fatto una bellissima figura in chiusura di campionato di eccellenza, in quello che se non ricordo male era uno dei primissimi nella storia della borgata come campionati di Sì. eccellenza. Hai fatto una brutta uscita di scena, adesso stai facendo una brutta uscita di scena e tra altre cose, poi alla lunga, io non lo so cosa ne sarà dell'Aspra, tra altre cose in un periodo in cui si parla del ripristino del campo lì all'Aspra, non so cosa ne sarà dell'Aspra, ma io faccio fatica adesso a trovare giocatori della caratura di quelli che c'erano quest'anno, perché comunque Megna, Monti, D'Agostino, Ivan Tarantino e tanti altri che adesso non mi vengono in mente, mi perdoneranno, giocatori magari non gli stessi, Ciancimino, Randazzo, Biondo, una magari squadra non gli importante. stessi giocatori, ma giocatori di quel livello lì, io faccio fatica a credere che giocatori di questo rango possano eventualmente in un futuro accettare Aspra. Perché comunque non voglio dire che ogni anno, se verrà mantenuta la stessa intelaiatura dell'Aspra, ogni anno all'Aspra succederanno queste cose. Non voglio dirlo perché so per certo che non succederà. Perché comunque ci sono persone serie, a cominciare dal direttore Frittitta, che comunque ha fatto un grande lavoro in questi anni. E si è costruito anche una certa nomea nel settore, nell'ambiente. Però se già per 2 stagioni di fila ad Aspra succedono cose, le vogliamo definire strane, le vogliamo definire fuori dall'ordinario, brutte, poi alla lunga rischi anche di farti quella brutta nomea che poi ti porta anche a dire smettiamo, perché noi ci siamo dati la zappa sui piedi da soli. Ora abbiamo un'immagine brutta agli occhi del calcio dilettantistico palermitano, siciliano, quello che vuoi, non abbiamo dove andare. Ed è brutto perché comunque Aspera è una bellissima realtà. Tu ti sei trovato mai in una situazione simile o comunque sia hai dovuto allontanarti da, diciamo, una realtà per motivi X e non termina una stagione? Allora, Da dirigente, chiaramente. fortunatamente no, abbiamo avuto qualche difficoltà a Marsala in D il primo anno negli ultimi mesi, però quell'anno abbiamo fatto la finale playoff con la Turris, l'anno del Bari, quindi comunque abbiamo finito il campionato alla grande. E poi il secondo anno col Palermo è stato l'anno del Covid, quindi fin quando c'è stato Mister Giannusa, il nostro gruppo è rimasto lì, poi è arrivato Terranova e noi ci siamo distaccati. Però i problemi sono rimasti gli stessi del primo anno, della fine del primo anno. Poi c'è stato il Covid, Marsala è retrocesso perché è arrivato terzultimo, però già noi eravamo andati via. Una situazione del genere mai mi era capitata. Però dico, succedono pure in Serie C. Vediamo Taranto, fino a dicembre giocavano tutti, poi se sono andati tutti, compreso Zigoni che è andato pure via a gennaio.
Adesso sto giocando con la Beretti, con la formazione primavera 4, e stanno perdendo ovviamente tutte le partite 6-0, 7-0. La Turris, stessa cosa. La Turris gioca con i ragazzini, sono rimasti 2 o 3 grandi, Rotta, Giannone, ma dico cambia poco. Purtroppo sono cose che succedono in C come in D, succede in tutte le categorie e non Lucchese hanno dovrebbe. finito i soldi. Alla Lucchese il presidente ha finito i soldi, forse uno sponsor gli ha pagato la trasferta, insomma, Sì. purtroppo succedono pure ai professionisti. Questo fa capire quanto è difficile fare calcio, però che succedano in promozione, questo ci può stare, nel senso, succede ai professionisti, è brutto dirlo, però è così, ecco. Però ti dico una cosa, e qua tiro le orecchie ai giocatori. Dall'anno scorso lo Stato, il Ministero dello Sport ha introdotto una novità importante, che è quella dei contratti, dei contrattini, dei co-co-co, diciamo, dove tu, giocatore, sei un dipendente della società e in quanto dipendente hai diritto a ricevere quella somma pattuita. Tu, giocatore, sei anche stupido se non firmi un contrattino con la cifra che tu ti accordi a inizio Assolutamente. stagione. Piuttosto che dire e firmare il contrattino a titolo gratuito per agevolare la società in qualche modo, o magari ti accordi ad una cifra e poi ne metti un'altra, a quel punto poi, finita la stagione, non puoi neanche pretendere quello che tu hai, diciamo, diritto di pretendere. Quindi io la tiratina di orecchie la farei pure ai giocatori, che a inizio stagione tu ti accordi che devo prendere €1 tutta la stagione, io là ci deve essere €1 e firmo. Poi a fine stagione, pure che non prendo niente, vado dove devo andare, faccio una Partenza. vertenza e quell'euro prima o poi mi tornerà. Certo. Non mi torna perché intanto io faccio la vertenza. Io quello che mi prende, quello che devo pretendere, pretendo e mi arriva. Se invece firmo a gratis, zero, è chiaro che non posso neanche prendere niente e quindi me la prendo in quel posto. Quindi dico ai giocatori, ogni esperienza, Di tutelarsi, tutelatevi. esatto. Anche perché se prima ci lamentavamo che non c'erano, è una delle parti positive di questa riforma dello sport che abbiamo tanto voluto, e anzi è una riforma che forse per le società è negativa perché tu me la insegni magari là all'Athletic, sai, cose IVA, cioè è un bordello dal punto di vista organizzativo. È arrivato carico salvorifici. Immagino lì diciamo, con le cifre che girano in quella società che merita il posto che occupa, figuriamoci per diciamo voi. Quindi voi più di tutti altri siete sicuramente tutelati e tutelate i vostri giocatori, dirigenti, perché tutti meritano di essere tutelati. Quindi chi non l'ha fatto purtroppo non può diciamo, avere ragione di quello che chiede. Detto ciò, siccome io voglio fare qualche domanda in chiusura a Nando, ma sull'Athletic Palermo, quindi voglio tornare indietro, direi di andare a leggere, forse ti saluto pure. Se hai il piacere lo fai tu. No, dai, lo faccio io. A te ti Vabbè. lascio la roba quella più. Dico solamente, visto, non so se Va bene. l'avete letto la promozione Sì, generale. sì, sì, Allora, sì. andiamo No, avanti. quello sì, no, tranquillo. Sono contento, e questo lo dico perché puoi parlare del Che girone leggo i C. risultati, sì, lo so che Sì. se. Nel girone C, al Casteltermini, è andato ad allenare un mio, diciamo, grandissimo amico, lavoriamo pure insieme lì al circolo, tu hai conosciuto, Peppe Rinaudo. Beh. È allenatore del Casteltermini, ma già dalla settimana scorsa, quando hanno perso 4-2 col Gerre, era la prima partita che faceva Peppe. L'allenatore adesso non spunta perché sta facendo l'aggiornamento tecnico, diciamo, al patentino, quindi spunta Rizza, ma l'allenatore è Peppe. E quindi ieri ha vinto la prima partita a bel passo 0-1, quindi complimenti al Castel Perfetto, Sport porta complimenti. bene. Posso dirlo, calcio porta bene, ma Speriamo. Televisione Poi Sport Peppe è un porta grande bene. allenatore, dico, lo conosciamo un po' tutti. Dai, cominciamo che non vedo l'ora di leggere i risultati. Dai. Allora, promozione B, giornata 21. Atletico Messina Luntina 0-2, Orlandina Nuova Rinascita 2-2, San Fratello Acquedolcese Mistretta 2-0, Città di Galati Sant'Angiolese 3-2, Città di Villafranca Monforte San Giorgio 4-1, Promende Messano 1-2, Polisportiva Sant'Alessio Valdinisi si gioca l'1 marzo, classifica con la Messana che è sempre lì in testa a 55, San Fratello Acquedolcese che non molla Bella, bella. a 54, a media punti devastante di entrambe le squadre, 2 punti e mezzo di media entrambe. Poi Orlandina 38, Promende Playoff non si 36, faranno. non se ne fanno, ma neanche sotto tortura.
Città di Mistretta 35, Villafranca 34, Monforte San Giorgio 33, Sant'Angiolese e Baldinisi 27, Nuova Rinascita e Città di Galati 20, forse rischia che non si fanno neanche play-out, perché ci sono 6 punti tra Galati e Aluntina, Aluntina 14, Atletico Messina 13, Polisportiva Sant'Alessio 6 punti, Girone C con Belpasso, Casteltermini, come giustamente anticipato da Salvorifici, 0-1, già Gemini 2-0 nonostante il sesto rigore stagionale parato da Mirko De Miere, Camarat riposto 1-0 gol di Claudio Velardi, Nicosia Sera di Falco 3-2, San Pietro Calcio Santa Domenica Vittoria 0-2, Villa Rosa San Sebastiano Calcio Santa Venerina 2-1, classifica con il Giarre in testa a 48 punti, Camarat a 46, ma il Giarre deve fermarsi poi ancora per il turno di riposo del giro di ritorno, quindi potenzialmente il Camarat potrebbe tornare su. Nicosia 37, Gemini 32, Villa Rosa 30, quindi in questo momento soltanto l'eventuale finale di girone Camarat Nicosia per i playoff. Villa Rosa San Sebastiano 30, Belpasso 28, Aragona 27, Santa Domenica Vittoria 24, Calcio Santa Venerina e Casteltermini 21, Riposto 17, Serra di Valco 16, chiude il San Pietro Calcio a 4 punti, girone D con le vittorie esterne di Pro Ragusa Cicatena 0-1 sui campi di Ace Galatea e Atletico Megara. Attenzione. Risultato che forse mette la parola fine sul campionato, perché il Niscemi vince col Noto 3-1, poi Vigor Gela, Priolo Gargallo 1-1, Frigintini, Gimnica Scordia 0-2, 0-2 anche tra Scicli e Ace Bonaccorsi, e infine Cittadini Canicattini Santa Croce 1-1. La classifica vede il Niscemi Sono tornati a no, è è possibile. tornato Hanno recuperato forse la partita in settimana. a dominare, si è Ma la recuperato il settimana scorsa erano a Niscemi, 4 punti. ha recuperato il Niscemi, si è bloccato all'Atletico Megara e in questo momento Niscemi a 57, credo che, correggetemi se sbaglio, tra 2 settimane potrebbe esserci il primo match point per il Niscemi. Atletico Megara 44, Pro Ragusa 42, Priolo Gargallo 38, Noto 34, Aci Catena 33, tra l'altro quindi per il momento playoff salvi a pieno organico. Vigor Gela 28, Gimnica Scordia 27, Aci Buonaccorsi 26, Santa Croce 22, Scicli 19, Frigintini 17 e chiudono Ace Galatea e Canicattini a 15 punti. E allora, andiamo a noi. Ah. Atletico Palermo 56, Città di Gela 52. La prima domanda è secca. Ti senti di avere il campionato in tasca? No, assolutamente. Ne abbiamo parlato già a Mi inizio stai partendo con sta trasmissione. domanda fiacca, orifici, ma dobbiamo Abbiamo parlato fare. all'inizio della trasmissione. Non lo ammetteranno mai. Ma è sicuramente una vittoria importante. Però dico, mancano 7 partite e come diceva Francesco, noi abbiamo un calendario un po' più ostico rispetto a loro. Dobbiamo andare sabato a Castellammare, dobbiamo incontrare ancora Misilmeri, Piana, fuori, sicuramente un campo difficile. Quindi vittoria importantissima. Però, ripeto, sono 4 punti, erano 4 punti pure dopo Marsala, poi abbiamo perso con lo Sciacca, quindi non bisogna abbassare la guardia e possiamo steccarne solo una, poi dobbiamo vincerle tutte. Quindi non dobbiamo mollare e stare sempre sul pezzo. Quanto è importante la prossima partita che verrà? Perché sia per voi che per loro, perché potrebbe essere per loro un contraccolpo psicologico, dice abbiamo perso, perdono un po' di certezze e magari fanno un secondo, diciamo, passo falso, mentre voi sull'entusiasmo dice dai, abbiamo vinto lo sconfitto, adesso andiamo lì, e potrebbe essere anche, diciamo, un'arma a doppio taglio, perché da un lato sei convinto, una volta che hai battuto il Gela, di poter vincere contro chiunque, e quindi puoi sottovalutare, tra virgolette, l'avversario di tu. No, Come pensi che possa andare la settimana? è un turno importante perché comunque noi giochiamo col Castellammare, che è una squadra preso in difficoltà, che non vince da un mese, che comunque deve fare dei punti per evitare i play-out che distano 6 o forse 4 punti, dipenderà dalla situazione della Folgore. E il Gela gioca in casa con la Folgore e la Folgore è una squadra che si deve salvare, quindi comunque è un turno importante. Noi giocheremo di sabato, quindi un giorno prima, e dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi. A noi dispiace per gli amici di Castellammare, per Gianluca Cardinale, ci sono dei ragazzi comunque che conosciamo bene, però speriamo che possano fare punti dalla prossima, cioè dalla prossima ancora, non da sabato. Ma per quanto riguarda la partita col Gela, era, diciamo, molto attesa, purtroppo per motivi di lavoro non sono potuto essere presente nonostante l'invito, e questo mi è dispiaciuto, però ho visto tante immagini, tante foto, insomma c'era la tribuna
che era uno spettacolo piena. Come è andata da un punto di vista prettamente sportivo, di accoglienza, di gestione campo? Perché era importante, c'erano molti dubbi per quanto riguarda, diciamo, lo spettacolo anche, diciamo, da un punto di vista dell'organizzazione. Quindi ti volevo chiedere come è andata perché io poi ho sentito anche le parole dopo, post partita, Cacciolo è stato un signore Sereno, sì. a dire che l'Athletic ha meritato la vittoria. Quindi anche diciamo, queste partite solitamente dice quel rigore, quella punizione, quell'episodio, invece tutto è andato, diciamo, nel verso giusto. L'Athletic ha meritato la vittoria sul campo da quello che ho visto gli highlights e ho letto anche dai commenti, quindi volevo chiederti come è andata appunto l'organizzazione pre, durante e post gara, che era per voi anche diciamo, una sorta di prova del 9 per un eventuale futuro a grandi linee. L'organizzazione penso che sia andato tutto bene, tutta alla grande. A noi ci è dispiaciuto tanto non poter ospitare i tifosi ospiti, perché comunque è stata una decisione della questura di Palermo, che appunto non ha fatto venire gli ultras gelesi, perché comunque per noi è stato un mancato incasso. Certo. Però comunque fortunatamente la tribuna è stata tutta sold out, quindi questo a testimonianza del fatto che l'organizzazione pre-partita è stata top. Poi in campo è andato tutto bene, e fortunatamente abbiamo vinto, penso meritatamente, perché comunque, come dicevo prima, a parte i primi 15 minuti dove loro hanno fatto il gol, tra l'altro, poi il resto della partita abbiamo avuto sempre in mano il pallino del gioco e penso che abbiamo legittimato la vittoria. Quello che diceva Francesco nelle settimane precedenti e che confermo, non so perché, non so come mai, ma nelle ultime settimane ho visto, e metto dentro anche la partita contro lo Shock che avete perso, ho visto un Athletic Palermo nettamente diverso rispetto a prima. Io prima vedevo che voi vincevate le partite anche non meritando di vincerle. Stento. A stento, 1-0, 2-1, a uno. subendo molto l'avversario, facendo pochi tiri in porta. Invece anche contro lo Sciacca, dove secondo me potevate fare 7-8 Bravissimo. gol e invece alla fine avete perso. Le partite le avete tutte dominate anche da un punto di vista delle occasioni. Rashidi solitamente nelle sue squadre non è un allenatore che è un allenatore conosciuto per il suo cinismo, per la concretezza, Bravissimo. per la solidità difensiva. Nelle ultime settimane invece ho visto che dal punto di vista della produzione del gioco offensivo avete fatto uno step veramente molto Sì, importante. vero, concordo, perché noi dal girone del ritorno in poi stiamo facendo veramente belle partite, al di là dei risultati, come dicevi tu, cioè con lo Sciacca secondo me è stata una delle partite migliori che abbiamo fatto e paradossalmente abbiamo perso. Abbiamo avuto 7-8 palle gol, il rigore sbagliato, però dico, può capitare, dico, di perdere una partita in un'intera stagione. Chiaro. È stata la prima, perché anche in Coppa con lo Sciacca abbiamo fatto un pareggio e una vittoria. Poi purtroppo è successo quello che è successo. Guarda, ci siamo rimasti più male per quella partita che per quella di campionato, perché noi alla Coppa ci tenevamo tantissimo, tantissimo, vedendo poi chi era passato, comunque giocavamo poi successivamente col San Vito, ci sentivamo praticamente in finale con l'Avola, dai. Un peccato, perché potevamo andarci a fare la fase nazionale, potevamo giocare comunque, rischiare di giocare col Barletta, sai. L'abbiamo sentita, accusata, però non più di tanto, perché poi in campionato ci siamo rituffati alla grande, abbiamo fatto comunque dei risultati importanti. Marsala stesso, è una squadra in difficoltà non ti ribalta la partita in 2 minuti. Esatto. Noi abbiamo poi dei giocatori che possiamo abbiamo il lusso di tenere in panchina gente come Raimondi, Prezzabile, gente che ha fatto la Serie D, la Serie C, quindi un organico importante, un gruppo importante, e lo stiamo dimostrando partita dopo partita. Ti faccio l'ultima perché sono le 11 meno 10, sinceramente il mio ritardo ha causato anche il prolungamento di cose della puntata. Tu hai parlato poc'anzi di 7 partite, noi solitamente nel gergo calcistico si parla di 7 finali. Ora, se tu dovessi decidere da qui alla fine, dice, questa è la partita che ad oggi, 20, quanti ne abbiamo? 24 ore, poi io temo più di tutte. Dove temi che l'Athletic possa perdere punti in queste 7 partite? Una, te ne devi scegliere una.
Chiaramente mi rispondere sono tutte difficili, No, però no, ti una. dico una tra Misilmeri e Piana. Guarda, ti dico Misilmeri giochiamo in casa. Noi in casa siamo molto forti perché ormai a Terrasini è il nostro catino. Poi Anche se avete perso in casa, lo anche Piana. abbiamo perso in casa, però ripeto, se noi rifacciamo quella partita altre 1000 Sono volte, d'accordo, sono magari d'accordo. non la perdiamo mai. Però, ripeto, Piana forse per il campo. Ti dico Piana forse per il campo. Voi Perché quest'anno appena ci avete giocato, che abbiamo mi giocato in dite Coppa Coppa, anche. in Coppa. sì. Ci abbiamo vinto 1-2 all'ultimo minuto che ha segnato Leo Spinola. Ha fatto un E, gol clamoroso, ragazzi. sì, Ha fatto un gol da centravanti proprio. sì, sì, Palla sì, alla sì, porta, si gira. Lo sì. so perché c'è. Noi magari in quel campo possiamo soffrire, tra virgolette, però è alla terz'ultima. Quindi noi speriamo che alla terz'ultima già i giochi sono quasi fatti. Quindi tu mi dici che il 29 marzo il Athletic Palermo festeggerà la vittoria del campionato. No, festeggerà. Speriamo di festeggiare prima, però Vabbè, l'importante è festeggiare. vincendo poi ne mancano 2, L'importante è è lo scoglio più festeggiare. grande, anche Sì, sì, perché poi sì. vediamo Tra la l'altro dicevo io a catena Nando, a trave. microfoni spenti, che c'è tanto passato nel cammino dell'Atletico, perché c'è il Piana di Chinnici, all'ultima c'è il Partinico di Giannusa. Quindi, eh, No, speriamo che po- all'ultima. potrebbe essere anche non una cosa positiva questa, perché magari qualcuno al dente Tra benedetto non l'altro lo c'è so. una sosta di 2 settimane tra la penultima e Sì, sì, l'ultima. perché c'è il torneo delle Nelle regioni. regioni. senza motivo possiamo anche dire. Sì, Tra secondo l'altro me. diciamo finalmente il torneo delle regioni torna in Sì, Sicilia sì, Sì, assolutamente. e ci fermiamo qua. Non diciamo altro, poi vi esatto. faremo sapere Che tra l'altro belle cose. Athletic Palermo Partinico è cioè serve del campo, più che altro, perché Sì, giocate a Terrasini, quindi al Favazzi. siete in casa tutte e due, sperando che quella partita magari si può fare al velodromo, perché è una cosa che coglierebbe più gente possibile per Speriamo. eventualmente festeggiare, non lo vogliamo dire. È quello che ci auguriamo tutti noi palermitani. Franci, Basta. basta. Basta, complimenti all'Athletic Grazie. per la bella vittoria ieri, che insomma c'erano dei buoni tifosi, quelli dell'Arena del Palermo, quelli Sì, c'era almeno un centinaio di tifosi della della Curva curva, Nord 12. Sì, sì. che non sono andati No, Non sono, però non potevano non sono andare. È potuti vero, andare. perché era Non limitata, potevano. vero, c'era poca gente. Bello, bello, hanno fatto Sempre per vincere. queste bellissime leggi per Sì. cui c'è il rischio che il palermitano che va a Cosenza incontri il catanese che va ad Altamura, per farti capire, vedi che giro che devono fare per andarsi a incontrare. Ma Lo comunque, Stato italiano, che meraviglia. settimana prossima, visto che non c'è la promozione, Sì. perché si ferma, volevamo invitare qualcuno che parlasse di un possibile scontro diretto, ma probabilmente analizzeremo se è possibile la questione aspra o comunque Sì. sia da quello, poi parliamo anche di quello che non va del calcio L'importante dilettantistico. è che ti presenti un orario accettabile. Sì, perché io- mi farò chiederò il giorno. Ho avuto la fortuna di avere il giorno libero il lunedì le settimane scorse. Oggi non ce l'ho fatta. Però sono contento di E oggi essere. c'era pure il derby, Trapani Messina. Bravo, ecco, hai capito tu. Sono contento che sono riuscito a fare qualche domanda a Nando, perché l'Atletic appunto se lo merita e in questo momento tu rappresenti loro, ecco. Detto ciò, ci rivediamo lunedì prossimo, Lunedì. se non giochiamo a calcetto, perché No, no, per carità, per carità. Poi dipende, magari se giochiamo a calcetto la puntata di Localcio comincia alle Vabbè, 9:30, tanto la promozione non gioca, quindi infatti. possiamo rinviare. Grazie a Salvuccio, Come sempre, guarda, come sempre. guarda quanto è Oggi felice. cappellino Guarda reparo, guarda quanto è felice oggi guarda repettaro. quanto è felice di essere qua. Voi non avete idea, cioè, a noi l'anno prossimo, se voi dite di sì, basta che mandate anche un messaggino in direct, a caso aprire un sondaggio. Se volete la telecamera che inquadra è tipo lo sfondamento della quarta parete, no? Noi andiamo a vedere, facciamo vedere le facce di Salvo Geraci che sono un programma. Tra l'altro oggi Salvo Geraci ha dovuto dare ragione a tutto campo. Tu sei perso questa cosa. No, A tutto campo sui gol di San Severino di ieri. quando diceva 3? Su tutto campo diceva 3. E Lui ha lui diceva detto non 2. lo Per so, me devo erano controllare. due. Per me erano due, ho letto mercanti nel Anche post del mercanti, Regina anche Mundi. mercanti. Siete anche E mercanti. alla fine. Sono 3, uno di mercanti e il quinto che non mi ricordo però. Vabbè, Quindi, dai, ne parliamo dopo. Salvo, sono se stanco, vede, basta, chiudiamo. tra l'altro ha fatto forse 6 gol in 3 Sicuro ha partite. segnato Butera che ha sbloccato la partita nel Valderici. No, ma ha fatto tanti gol San Severino da quando San Severino. No, ha fatto i primi 3 ora. Mi sembra i primi 3. Infatti, i primi 3 tre. gol, ok. Forse in Coppa, no, in Coppa non ha segnato.
No, 0 Comunque una bestemmia senza venire in promozione, questo lo possiamo dire. assolutamente. Va bene. Una buona serata a tutti, grazie ancora Nando. Grazie a voi. Salutaci la tua società Va bene, sarà fatto. e ci vediamo la prossima settimana. Buonanotte. 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 Ciao. Ciao.